E anche questa mattina apriamo con un biglietto velocemente per questa posta che continua ad arrivare, che non finisce mai, è posta di Natale, fra poco è Pasqua, la sto ancora leggendo. Un grazie con il cuore per l'aiuto che ci dà il Banco Alimentare e dai volontari che con amore ci aiutano a superare i nostri bisogni. Buon Natale a tutti. Facciamo un altro. Voglio fare un ringraziamento a tutti i collaboratori per il lavoro che svolgono, in particolare alla Mirella. Grazie e un augurio di buone feste. Detto questo, ringrazio ancora queste persone, sono io che devo ringraziare loro per esserci, per esistere, per non piegarsi nonostante le difficoltà della vita, il momento tragico che stanno passando. Pensate, oggi e domani piove, speriamo che in provincia si mettano una mano sul cuore, che facciano passare quelle persone che arriveranno con qualche macchina, perché non è che arrivino tutti con la macchina, perché con tante borse pesanti, vestiti, di tutto e di più, penso che un ente pubblico dovrebbe essere orgoglioso di avere un banco solidale all'interno e non cercare di intralciare quelle persone poverette che con grande difficoltà riescono ad arrivare. Speriamo bene, speriamo che lassù qualcuno ci aiuti. Detto questo, saluto Marco Caramanna, presidente Casa di Matteo di Napoli. Ciao Marco, che piacere rivederti, come stai? Buongiorno Mirella, grazie dell'invito, stiamo bene qua a Napoli e siamo pronti per questo nuovo anno che ci aspetta. Bravissimo Marco, vediamo se poi si collega anche l'avvocato Angelica Giancola, era collegata ma è caduta, adesso vediamo se riusciamo a fare il collegamento, che vogliamo parlare anche con lei di giovani, di bulli, di femminicidi, di tutto e di più. Allora Marco Caramanna, io ti ho invitato Presidente perché è successo quella storia incredibile a Napoli di quella bambina trovata, non so se lo sai, piena di lividi, di bruciature, che era stata data in affido agli zii ed è morta. Allora io sono dell'idea, Marco, che con tutte le forze che abbiamo questo non dovrebbe succedere. Non dovrebbe assolutamente succedere perché abbiamo le forze per impedire questo. Il problema è che qualcuno è superficiale, si gira da un'altra parte, non chiede aiuto a chi dovrebbe magari poter aiutare e sanno benissimo chi siamo, però non è possibile. Ecco, io veramente questo corpicino mi sembra di vederlo, guarda, tu sai Marco quando io ci tengo alle fragilità. E questo caso nel 2026, come tanti casi purtroppo che succedono, non può essere. Cosa vuoi dire? Non so se l'hai sentito, come l'hai vissuto questo momento, tu che di fragilità le vivi e cerchi di dare un contributo ma concreto tutti i giorni. Prego Presidente. Allora, come hai detto tu, ha colpito tutti quanti noi. Il problema è che questa è una storia che, diciamo, è uscita sui giornali, ma ce ne sono tante simili, da Napoli ad altre regioni. Noi in particolare abbiamo accolto una bambina, che ha avuto un vissuto molto simile a questo e solo dopo 9 anni è stato denunciato questo caso, perché parliamo di una bambina che per 9 anni è stato un fantasma per la scuola, per la sanità, per tutti i servizi sociali, fin quando qualcuno ha avuto il coraggio di denunciare e poi è uscito fuori un mondo di una bambina che era reclusa in una stanzetta, ha subito percosse ed è anche non veniva alimentata diciamo con l'aiuto dei fratellini, ma non dei genitori. Purtroppo questi casi agghiaccianti esistono, è dovere di chi li vede e di chi è vicino a queste condizioni di denunciare quanto prima in modo da far attivare il servizio sociale e tutti quelli, diciamo, tutti gli enti preposti. Non so di preciso cosa non abbia funzionato nel caso della piccolina in questione, sinceramente non sono molto informato, ancora si sta studiando bene che cosa sia successo veramente, però è un qualcosa che oggigiorno non si dovrebbe proprio più sentire, è veramente allucinante sentire ancora storie del genere nel 2026 ormai. Non saprei neanche quale potrebbe essere una soluzione, sinceramente. La soluzione è che forse dovremmo essere tutti un po' più umani, questo aiuterebbe sicuramente tutti quanti, anche gli enti, a lavorare meglio.
Allora saluto e ringrazio anche l'avvocata Angelica Giancola, grazie avvocata di essere qui con noi. Ecco, non so se ha seguito quello che abbiamo detto di questa piccolina che è No, morta. ho sentito adesso perché sono stata collegata, mi sono persa, cioè ho capito che c'è di mezzo una bambina. Sì, una bambina di 5 anni trovata morta con sevizie, ecco, bruciature, percosse da questi zii, così è stato detto, che l'avevano data in affido. Allora io dicevo a Marco Caramanna, un caro amico che è volontario anche lui, che è presidente della casa di Matteo, perciò una persona che non parla ma che agisce, che fa, che nel 2026 queste cose non dovrebbero succedere, visto quello che abbiamo, ecco, di supporto per le fragilità. Eppure Marco Caramanna ha detto una cosa importante, ha avuto il coraggio di denunciare. Perché bisogna avere il coraggio di denunciare? Avvocato, cosa c'è che non funziona? Lei sa, lei tratta, ecco, i casi delicati, parliamo di femminicidi, di bullismo, di sevizie. Ecco, cosa sta succedendo? Ma come si fa ad affidare una bambina con dei problemi molto grandi in famiglia ad altri familiari che se hanno fatto questo, cioè non penso che dalla sera alla mattina siano diventati dei mostri, almeno così sembra, poi vedremo e sentiremo, però quello che emerge è che questa piccolina è morta. Lei sa quanto mi stanno a cuore le fragilità, sono rimasta sconvolta, ho detto ma con tutto quello che abbiamo a Napoli, ad esempio Caramanna, cioè dico, ma possibile che non si possa vedere questa bambina in che condizioni, ma anche con altri bambini? Ma chi è che non vuole vedere? Perché continuiamo a sentire di questo disagio veramente incredibile che vivono i bambini, che non possono difendersi, che non hanno parola, niente. Prego, avvocata. Ma allora, guarda Mirella, intanto ti ringrazio nuovamente per avermi invitata. Il problema è un problema che riguarda il contesto sociale, no? Perché noi purtroppo arriviamo quando è tardi, perché il diritto penale arriva quando l'omicidio è stato già commesso, quando parliamo di fatti estremamente gravi dove spesso non c'è un ritorno, no? Non si può cambiare la situazione. Quello che si continua a dire e continuiamo veramente a essere fiduciosi che questo messaggio arrivi è che deve esserci un cambiamento culturale, deve esserci un cambiamento della società. Io non posso pensare che nessuno si sia accorto di una situazione del genere. Allora, perché la gente, ma ognuno veramente Mirella, ma ognuno nel proprio ruolo, ma banalmente anche da vicino di casa, veramente è un dovere civico segnalare queste situazioni. Segnalare non vuol dire, come mi sono sentita dire spesso, ma io avvocato non voglio aver fastidi. No, non è questione di aver fastidi, cioè segnalare vuol dire dare l'opportunità alle forze dell'ordine di conoscere i casi, quello che sta succedendo, o a chi di dovere, ok? E non è benissimo, allora è stato Tizio a venirci a dire, perché guarda Mirella che le cose possono capitare a tutti, cioè nessuno è immune. Poi si parla tanto dei ragazzi, ma se noi adulti non diamo il buon esempio, che cosa possiamo pretendere dai ragazzi? Perché bisogna anche smetterla di dire che i ragazzi sono violenti, che i ragazzi non sono empatici, ma perché noi adulti lo siamo? Ma perché si svegliano e fanno le fiaccolate quando c'è un morto? Il morto non torna in vita. È quello che mi lascia sgomenta, perché non è pensabile, e sono d'accordo con il tuo caro amico, questa persona meravigliosa, cioè nel 2026 non possiamo ancora sentire queste cose, che a mio parere non si dovevano sentire neanche prima, perché qui stiamo parlando veramente dell'ABC, qui non stiamo parlando di massimi sistemi. Noi le leggi le abbiamo, ma se non vengono applicate, cioè è inutile che mi vengano a dire inaspriamo ancora di più le pene, non abbiamo risolto il problema, perché noi con la legge arriviamo quando ormai il fatto è stato compiuto.
Quindi che cosa fare? Prevenzione. Ma nella prevenzione che cos'è? Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, bisogna segnalare, ma soprattutto bisogna parlare con i bambini, perché veramente la prevenzione deve essere fatta con delle formazioni fin da quando sono piccolini, di che cos'è l'empatia, di che cos'è l'assertività, di che cos'è prendersi le proprie responsabilità, che non si è fighi omologandoci al gruppo, ma il ragazzo forte è quello che dice no, io non lo faccio, perché le conseguenze poi sono reali. Perché veramente alle volte no, sembra che parliamo dicendo parole tanto per dire, ma non è vero, perché basta una persona che faccia una segnalazione, un ragazzo che vada da un insegnante, che veramente può salvare una vita. Ma non è uno scherzo, e quando hai salvato una persona, gli hai salvato la vita, questo vuol dire essere forti e ti fa crescere anche se sei adulto, perché comunque assumersi le proprie responsabilità è un gesto che ovviamente lì sì diventi un leader, no? E non quelli che postano la violenza, lì non sei un leader, sei uno sfigato. Quindi io adesso non conosco, cioè non capisco perché questa bambina è stata affidata a degli zii. Se è stata affidata vuol dire che questa bambina però doveva essere seguita, Esatto. ok? Per chi di dovere. Perché non è stata seguita? E poi adesso dico una cosa forte, ma mi sono proprio rotta. Le persone che non hanno seguito e sono pagate per farlo, perché questo è il tuo mestiere, mi dispiace, ma devono pagare in prima persona, perché non è pensabile che una bambina di 5 anni sia morta di sevizie. Non esiste, non esiste. Allora, lì sì che ti devi prendere le tue responsabilità, perché se continuiamo a far finta di niente e poi facciamo tutti gli scandalizzati davanti a una bambina che è morta, non andiamo da nessuna parte, Mirella. Mi dispiace essere dura così, però adesso basta. Io la inviterei tutti i giorni invece, avvocata Giancola, per il coraggio che ha di dire la verità. Ci sono delle persone che hanno delle responsabilità, io capisco il cittadino, ma qui stiamo parlando di casi delicati che dovevano essere seguiti non una volta alla settimana, più volte alla settimana, visto la fragilità del caso e non solo di questo. Adesso naturalmente c'è un'indagine in corso, vedremo, speriamo vada a finire con la trasparenza che noi vogliamo, perché non è possibile che queste creature muoiano, come dice l'avvocata, nell'indifferenza totale, tutti si girano da un'altra parte perché diventa un problema, devi impegnarti, devi metterci la faccia, non voglio problemi, l'ho sentito anch'io, questo ma succede qualcosa se io, perché io non voglio mica problemi, ma come non vuoi problemi? Poi dice, come sono d'accordo, sentiamo anche Marco Caramana, queste fiaccole dopo, ma prima queste persone dov'erano? Possibile che nessuno veda, nessuno senta? E soprattutto questi servizi sociali, come funzionano? Cioè io penso che tu a Napoli sei conosciutissimo, è vero che è una città grandissima, ma io sono convinto che se ti avessero portata questa piccolina tu l'avresti accolta, Marco, e l'avresti curata nella maniera che tu sai fare. Ecco, spieghiamo anche cosa fai per capire con chi stiamo parlando. Prego Marco. Sì, allora spiego un attimo che cos'è la Casa di Matteo. La Casa di Matteo è una struttura di accoglienza per bambini che hanno gravi disabilità o patologie importanti. Noi nella nostra equip abbiamo sia infermieri che educatori, proprio perché che lavorano in sinergia e per gestire questi casi così complicati. Parliamo anche di bambini che non si alimentano da soli, ma tramite PEG, vengono ventilati appunto con un ventilatore, hanno la tracheostomia, e poi ci sono bambini con disabilità diciamo importanti ma più lievi, non patologie croniche, dove riusciamo anche a farli partecipare a feste, a iscriverli a scuola. E noi abbiamo sempre bambini con storie molto complicate e posso dire per la mia esperienza che c'è un problema di fondo, c'è stato qualcosa che non ha funzionato, dal tribunale che ha affidato, probabilmente sotto indicazione dei servizi sociali, la bambina ai zii, che però forse non sono stati valutati bene, e non sono stati valutati bene sia all'inizio, proprio nel momento in cui è stata affidata la bambina, che durante il percorso di affido, perché di solito quando si fa un affido
c'è un controllo sia alla bambina che agli affidatari, ma anche ai genitori ai quali poi è stata sospesa la responsabilità genitoriale, devono fare un percorso studiato con il tribunale e con il servizio sociale di riferimento. E non riesco a immaginare che non ci sia stato un controllo, dovrebbe esserci obbligatoriamente questo controllo e mi risulta difficile credere che non ci sia stato un avvisaglio, un qualcosa. La stessa cosa per la scuola deve essere un punto importantissimo di riferimento a cui affidarsi, cioè la scuola dovrebbe rendersi conto che una bambina di 5 anni sta subendo un qualcosa, è impossibile non rendersi conto, dall'umore, da piccole cose, da disegni, da come parla, dalla voglia di voler tornare a casa o di voler rimanere a Scusa scuola. Marco, bisogna vedere Non se ha questa funzionato nulla. Marco, bisogna vedere se questa bambina andava a scuola, perché non si è mica capito bene in che condizioni viveva questa piccolina. E soprattutto quello che dici tu, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, vola, però sono casi che dobbiamo riflettere tutti, per quello ne parlo, perché non possono continuamente succedere, bisogna che tutti guardiamo. E soprattutto quello che almeno sembra emergere dai verbali che sono stati scritti, che appunto questi servizi sociali dicono che la bambina era sorridente e felice. Ma tutti i bambini sorridono, anche quando stanno malissimo sorridono i bambini. Voi andate negli ospedali in pediatria e dice: ma come fa a star male quel bambino che è così sorridente? Questa piccolina non si rendeva neanche conto di quello che stava attorno a lei. Lei poverina, se vedeva magari qualcuno di qualche persona, lei sorrideva. Ecco, avvocato Giancola, quello che dice Marco Caramano è molto impossibile che nessuno, come dice lei, si sia accorto. Ma adesso chi è che pagherà? Ma in Italia si paga qualcosa, secondo lei, avvocato? Oppure prima che arrivi il processo si vogliono 10 anni, poi se hai anche di buoni avvocati o soldi e soprattutto le amministrazioni è difficile far pagare a qualcuno proprio un qualcosa di grave, perché tutti passano il cerino. Alla fine non sappiamo mai di chi è la colpa, la verità se è veramente quella o se lei sa, lei è avvocata, poi se viene storpiata, cioè da colpevole diventi innocente, da innocente diventi colpevole se non hai veramente un percorso di avvocati corretto e soprattutto tanti soldi anche, e poi può arrivare anche la prescrizione e hai risolto il problema. Prego, avvocata. Ma allora io mi auguro, sicuramente c'è un qualcosa che non ha funzionato, perché vabbè, questo è evidente, no? C'è un'indagine in corso, quindi sai Mirella, quando c'è un'indagine ovviamente poi bisognerebbe capire effettivamente, cioè, che cosa è successo, di chi è la responsabilità. Allora, i tempi adesso dovrebbero essersi abbreviati, no? Quindi basta con queste lungaggini, soprattutto quando si rientra in determinate tematiche. È chiaro che da avvocato voglio crederci ancora che chi ha sbagliato e capire perché qua c'è stata una lacuna da qualche parte, che ovviamente paghi per quelle che sono le conseguenze, ma soprattutto queste situazioni qua devono far accendere 1000 lampadine a chi, proprio anche a noi addetti del settore, no? Quello che dicevo prima, non solo noi avvocati che purtroppo arriviamo quando il danno è stato fatto e spesso è irreparabile, no? Non si può tornare indietro, però quello che si diceva prima, il ruolo della scuola, quindi è importante, io su questo veramente sono d'accordo e anzi per me bisogna investire tanto in quella che è la formazione, no? Quindi formazione degli insegnanti, dei magistrati, degli assistenti sociali che hanno a che fare purtroppo sempre di più con situazioni dove devi avere lo strumento in più probabilmente per riuscire a capire determinate situazioni di criticità. Perché sai Mirella, alle volte non si hanno, cioè io non do la colpa a nessuno e non giudico nessuno, però devono essere anche messi in condizione di riuscire a captare anche il minimo campanello d'allarme. È vero, se vai in oncologia soprattutto, tu dici ma cioè veramente io
dico, ma come fanno a sorridere così? Cioè la forza che hanno questi bambini, la resilienza, no? Perché poi è così. Però sono accuditi, sono sostenuti, sono incoraggiati, sono aiutati, ci sono medici, psicologi, psichiatri che lavorano, no? Assieme a questi bambini per supportarli. Allora, probabilmente, perché è vero che siamo nel 2026, ma dal mio punto di vista non vedo un grande miglioramento per determinate tipologie di reato. Quindi è importante che la scuola, dove ormai è diventato il luogo in cui i bambini passano più ore, no? venga supportata, gli insegnanti devono essere supportati, devono esserci incrementare sicuramente l'utilizzo degli psicologi, cioè di tutte le persone che in qualche modo possono aiutare a captare quelli che sono i segnali d'allarme e lì assieme portare avanti comunque, no, delle situazioni che lasciate da sole poi questo è il risultato. Molto chiaro, avvocato. Diamo la parola al nostro Rinaldo da Venezia. Eccoci qua, Rinaldo. Adesso apro il centralino, ma volevo far parlare gli ospiti per capire l'importanza delle loro parole, perché loro sono nel pezzo, sono dei professionisti. Prego, Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti intanto. Intanto vorrei salutare Moreno Pesce. Vorrei salutare Moreno Pesce e fargli auguri per la sua ultima impresa che ha fatto. Noi altri che siamo mai dovremmo ciappare l'energia da una persona così, che come che si è messo e fa quello che fa. È un insegnamento che ne dà. Sì, ma spiega chi è Moreno Pesce, perché sennò a casa magari non conoscono, o anche gli ospiti. Chi è Moreno Pesce? Moreno Pesce è uno che scende una gamba e fa imprese, scala montagna e fa di tutto. È una persona stupenda. E dopo voglio dire il fatto di questa putera, i servizi sociali, il deve essere presente, non solo sulla carta. A non gli interessa a nessuno, viene fuori con queste robe brutte, bruttissime. Napoli non c'entra niente, in tutta Italia, va bene, Napoli è un paese che deve bene ai fiori. E dopo succede così, ma non è colpa di napoletani. E in più voglio dire, l'enfasi che mi dà penso adesso per Cortina, per le Olimpiadi, mi ha fatto strade con i pedofili, con questo, con quello, gli devo fare un casino. Doveva spendere 1 miliardo e mezzo, gli vai a scie. Vedi tutti i personaggi, vedi tutti i VIP, chi è che va a Cortina? Chi 6 anni poteva spenderli per mettere posto, per mettere più gente ai servizi sociali, per stare Dio alla povera gente. È un furto, sta Olimpiadi, è un furto. Sappiamo l'esempio di Putei, che Putei in quella Corriera. Ma un biglietto che costa 2,50 € perché le Olimpiadi e va a 10, e la gente che abita. Ma come ti puoi far crescere una roba? Ma non era vergognarsi. I cortinesi, 70-80 anni fa, gli partiva quella isla dei Caton all'estero a lavorare perché non aveva niente. Adesso più di miliardi non vede, ma non esce i suoi, esce i nostri. Chi ne cava via sulla sanità, su quello che può fare per la povera gente. Mirella, il mondo va così perché chi che ne comanda di qualsiasi tipo politico che sia fa le stesse robe, no? Grazie caro Rinaldo, fammi andare avanti perché devo andare fra poco anche in pubblicità. Ecco, avete sentito le riflessioni di Rinaldo, poi dico sempre a casa ognuno faccia le proprie, però è giusto anche sentire quello che pensano le persone. E devo dire la verità che quello che sento anche dalle interviste dei nostri telegiornali, Presidente Caramanna, sono persone di buon senso, sono persone che cercano di far lavorare il cervello ma nella maniera positiva e con delle proposte concrete. Ecco, quello che veramente traspare è che abbiamo bisogno di tanto personale specializzato, questo sì, perché le fragilità stanno aumentando in tutti i sensi e noi abbiamo poco personale, abbiamo pochi giovani, ecco, quelli che abbiamo forse non li coccoliamo abbastanza per far capire loro che forse è il caso di entrare nel pezzo, se ne vanno, studiano qui, poi se ne vanno e portano il loro sapere da altre parti. È difficile
difficilmente ritornano. Ecco, come vedi la situazione, Presidente? Ecco, che profumo senti? Ecco, da quale angolazione vuoi vedere quello che tu stai trattando? Stiamo parlando di fragilità a 360 gradi. Io sono convinta che tu avessi delle liste incredibili di persone che chiedono di portare questi bambini da te o anche in altre strutture, ma non è che ne abbiamo tantissime di queste strutture. Prego, Caramana. No, la struttura per esempio come la nostra è l'unica nel sud Italia, noi accogliamo da tutta Italia, attualmente siamo stati contattati per una bambina di Ferrara per farti capire, appunto all'Emilia Romagna, quindi per farti capire che di strutture ce ne sono poche e specializzate ancora di meno. E oggigiorno è veramente complicato perché nonostante si cerchi di sensibilizzare sempre di più le persone, oggi si è distratti da tantissime cose, abbiamo una società che viaggia alla velocità della luce e che praticamente mi rendo conto che ormai per strada quando incontri qualcuno tra poco neanche ti guarda più in faccia. Quindi pensa se a Napoli dici così, pensa qua da noi al nord, pensa qua nel profondo nord, pensa se un napoletano dice questo, a posto, prego, prego, Presidente. No, ma io mi rendo conto, io ho una figlia di 13 anni, mi rendo conto, sto vedendo che c'è una trasformazione velocissima e noi, io ho 46 anni, ecco, sto a metà strada e già mi sento un pesce fuor d'acqua rispetto a loro, mi rendo conto che c'è un abisso e forse è proprio questa la difficoltà per noi, di entrare veramente nel mondo di questi ragazzini e capire quali sono le problematiche e come poterle accogliere e anche intercettarle, che spesso è difficile. Quando avvengono casi anche di bullismo, i genitori purtroppo non solo soffrono della perdita del bambino, ma soffrono anche per non aver capito qual è stata la sofferenza del bambino. Ti fermo un secondo, Presidente, perché abbiamo da Brescia una telefonata. Cristian da Brescia, poi continuiamo, se no mi cade la linea. Vai Cristian. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Come state? Dai, diciamo bene, dai, siamo ottimisti. Bene, bene, bene Cristian, stiamo bene, dai. A parte quello Bene. che hai sentito adesso. Sì, allora, mio parere, allora, spero che rimanga il governo attuale, Meloni, che rimanga per anni. A me piace Fratelli d'Italia, però c'è una cosa che io non è che non sono razzista, che ho la mamma di San Domingo, non sono razzista, però a me piace più che la Lega, mi piace Fratelli d'Italia. E io dico una cosa, che manifestare pacificamente e non andare a distruggere, tranquilli, andare a manifestare nelle città senza creare caos, andare a spaccare. Cristian, scusa se ti chiedo, hai un accento un po' strano o sento male io? Ma allora, sono nato a Brescia, sono italo-dominicano. Vedi che mi ero accorta dall'accento. No, scusa, sai, era per capire se sentivo male o se... Perciò tu, italo-domenicano, stai dicendo che vorresti più sicurezza, ecco, vedere meno gesti eclatanti, ecco, Sì. Ecco, almeno quello che ho capito, e ti piace la donna forte al governo, ho capito male? Sì, sì. E Sì, per le fragilità invece cosa vuoi dire? Ecco, tu avrai fatto un percorso, ecco, ai tuoi genitori, non so, alla tua famiglia, ecco, com'è la tua situazione dal tuo osservatorio, Cristian? Allora, osservo che la sanità qui in Italia sta andando
molto peggio sta andando, perché quello che ho visto al telegiornale su TG5 e vari telegiornali, che c'era uno di 60 anni per terra in un ospedale, senza barella, senza qua stiamo andando alla follia, non va bene, o si cambia alla svelta, perché poi perché tanti vanno, c'è una che conosco che va al suo paese a farsi curare, perché qua in Italia non so se non si fida o comunque la sanità qui sta andando indietro, ma una volta era meglio la sanità, adesso è peggiorata tantissimo. Quanti anni hai, Cristian? 23. Perfetto, mi fa piacere che hai chiamato, veramente Cristian, solo che non riesco a capire perché tu dici che ti piace questa donna, però non è che sia riuscita a fare tante cose, 3 anni che è al governo. 3 anni sono pochi ma sono anche tanti, perché tu sai che quando sei all'opposizione è facile criticare, quando devi dirigere un paese diventa un problema poi a mettere in atto quello che tu vorresti fare. E penso che le difficoltà siano enormi per tutti, compresa anche per questa Premier, per questo governo, ma perché anche gli altri governi, perché vedi Cristian, prima ci si lamentava perché c'era la sinistra troppo buonissima, adesso c'è la destra, ma ma quello che vediamo non è che abbiano portato dei risultati eccellenti, e lo dicono i cittadini che intervistiamo, ma noi abbiamo eletti perché speravamo che le cose cambiassero, invece tu capisci bene che tra il dire e il fare anche al governo c'è di mezzo il mare. Allora, sentiamo Avvocato Giancola, come commenta questa telefonata di questo ragazzo giovane che ha chiamato italo-domenicano, perciò non abbiamo solo i diversamente giovani, ma abbiamo anche i giovani che chiamano, questo ragazzo da Brescia che dalla sua angolazione ha fatto le riflessioni. Prego, Avvocata. Beh, intanto è bello che un ragazzo di 23 anni intervenga comunque, no? Esprimendo quello che è un suo pensiero, che è comunque legato a purtroppo alla violenza. Ha parlato di sistema, un sistema che non sta migliorando, ma indipendentemente adesso non entro in merito alla politica perché proprio non è questo il contesto, no? Mi veniva da sorridere, però purtroppo è vero, sentendo il Presidente che dice a momenti non ti guardano neanche in faccia e non ti salutano. E Mirella, è qui il problema, no? Cioè questa indifferenza che c'è tra le persone, e si parlava di bullismo, si parlava di scuola. Allora, finché non si entra nel meccanismo che la scuola e la famiglia devono collaborare, non faremo tantissima strada, perché purtroppo i fatti di cronaca, con un fatto estremamente grave che è stato il ragazzo accoltellato in una scuola, e questo ragazzo ha perso la vita per cosa? Quindi stiamo parlando di motivi estremamente futili, ma qui si arriva a girare con i coltelli, che girare con un coltello, Mirella, è reato, quindi non è che sei più figo degli altri o lo utilizzo per difendermi, perché non è così, stai commettendo un reato. Partiamo da sta base. Uccidere una persona, oggi veramente queste notizie, e questo mi preoccupa ancora di più, scandalizzano fino a un certo punto, no? Perché ci si sta quasi abituando, ed è questo il problema. Il Presidente diceva ho una ragazzina di 13 anni e veramente si fa fatica, ma è vero. E per questo noi continuiamo a dire è fondamentale che ci sia questa collaborazione scuola-famiglia, perché anch'io sono una mamma, li ho un po' più grandi perché ne ho una di 21 e uno di 16, però la scuola vede i miei figli in un contesto con degli occhi diversi dai miei, perché a casa ovviamente io li vedo, li osservo e soprattutto cerco di essere molto presente, ma a scuola magari hanno un comportamento diverso, quindi laddove la scuola ti chiama e ti solleva una criticità, la famiglia non deve girarsi dall'altra parte, però assieme alla scuola, cioè non è che perché mio figlio è immune da certe situazioni, perché non è così. E quello che noi continuiamo a dire
è che essere forti non significa far paura a qualcuno, ma significa smettere quando capisci che stai facendo male. E se uno solo smette, in automatico la violenza non c'è, perché la violenza c'è nel momento in cui c'è il personaggio che viene comunque supportato da altri. Allora non bisogna essere presenti e interessati nelle situazioni non belle, mi esprimo così, ma bisogna essere presenti e interessati invece in quelle situazioni dove il tuo interesse potrebbe fare la differenza. Sentiamo anche Caramanna, poi andiamo in pubblicità, un commento su quello che ha sentito sia da Cristian che dall'avvocata Giancola. No, io mi trovo perfettamente con l'avvocato. Il punto di partenza sicuramente deve essere la scuola, specialmente per in questa fascia di età dove i ragazzi si stanno formando, stanno passando dall'essere bambino ad essere un ragazzo, e quella fascia di età è la più critica, o una delle più critiche, e sicuramente la scuola deve essere la prima, il ponte tra loro, tra noi e il ragazzo, proprio perché, come diceva l'avvocato, io non so mia figlia fuori dal contesto familiare qual è il suo comportamento, potrebbe essere totalmente diverso da quello che io vedo in casa, e la scuola ha un pulso diverso della situazione. Dovrebbe fare anche degli incontri con persone che possano appunto formare i ragazzi, informarli di quali sono le difficoltà, di come gestirle, perché oggigiorno il bullismo è diventato così complicato perché c'è un'amplificazione sui social, mentre prima finiva nel momento in cui terminava la scuola e suonava la campanella. Oggi continua in casa con i social, con pubblicazioni di video, e questo diventa tremendo per il ragazzo che poi lo subisce, perché è un bullismo che viene amplificato, e questa è la vera difficoltà di oggi. Pubblicità. Com'era prima? Era diverso. Era il mio bambino. Non lo riconosce più? No, è un mostro. Parole forti, ancora di più sa pronunciarle una madre nei confronti del proprio figlio. Parole però che racchiudono la disperazione di due genitori che da 2 anni stanno vivendo un incubo per quel figlio sedicenne che non riconoscono più. La spirale di paura e violenza inizia in prima superiore, quando il giovane viene in contatto con altri giovanissimi che lo avvicinano al mondo della droga. Ha iniziato con le prime canne e da quest'anno ho iniziato con dei farmaci e delle droghe un po' più pesanti, perché me le fa vedere e se gliele butto via mi mette le mani addosso, e se chiamo ancora i carabinieri mi fa ancora del male. L'ho visto io a casa, lo fa tranquillamente, fuma dappertutto, sui treni, su centri commerciali, non ha paura di nessuno. La mamma parla di una sorta di reclutamento da parte di alcuni membri di una baby gang. Lui è sottomesso e fa delle cose che gli altri che vogliono che faccia, perché magari ha paura o ha bisogno di soldi e deve fare quello che gli altri dicono di fare. Voi sapete se si è reso responsabile di atti di violenza in giro? Non lo so, ha tanti segni nel corpo. Ha preso talmente tanti verbali, la comunità non si trova, ce ne sono troppo poche per questi ragazzi. Voi l'avete denunciato? Sì, tante volte. Non è una cosa facile da parte di un genitore. No, sono arrivata all'estremo. Violenza che si scatena anche all'interno della famiglia. Prima di andare via mi ricatta e mi affronta e io devo stare zitta, se no mi mette le mani addosso. È anche armato? Aveva dei coltelli sì, li ho trovati, taglierini, li nasconde. Tra l'altro vi fa delle minacce anche molto pesanti per il futuro. Sì, ha detto che quando lui ha 18 anni ci vuole sterminare. Dormo con bastone sotto il letto perché se arriva e succede qualcosa io so difendermi. Avete paura di lui? Abbastanza. Abbiamo Cristina, prego Cristina. Sua Cristina, ascolta, io mi devi anche per avanzare,
da mangiare. Siccome io ho problemi economici, io non vestime, da vestire braghe, pagliette, io non so da vestire, hai capito Mirella? Certo che ho capito, abbiamo che te chiami il sindaco Cristina. Non sei da Crocetta? Io ho bisogno di questa roba qua perché ho bisogno di vestirmi. Come Lascia il tuo faccio? numero, Cristina, per cortesia al centralino. Fai una cortesia, lascia il tuo numero che poi ti richiamo, che vediamo com'è la situazione. Lascia pure il tuo numero, Cristina cara. Allora, avvocato Giancola, abbiamo sentito questa mamma, naturalmente ecco, per la privacy non l'abbiamo fatta vedere, che è anche giusto, però sono parole forti, stiamo parlando di un ragazzino di 13 anni, questa mamma dice non ha paura di nessuno, sfida tutti, ecco, ma si può avere paura del proprio figlio? Avvocata, è quello che non riesco a capire. Purtroppo sì, perché di queste situazioni ne abbiamo diverse. Ti dirò anche di più, Mirella, genitori che arrivano a dormire chiudendosi nelle camere per paura che questi ragazzi, che ovviamente sai sono sotto effetto di stupefacenti, possano anche, cioè ci sono delle famiglie che ti dicono io ho paura che mi uccida. E devo dirti che così come è inaccettabile sentire che una bambina di 5 anni abbia perso la vita per mezzo di degli zii che si dovevano occupare di lei, trovo che sia ugualmente inaccettabile sentire dei genitori disperati così, cioè il genitore, voglio dire, io ti ho messo al mondo con tutto l'amore che un genitore ha per il proprio figlio, perché credo che sia l'amore in assoluto, no? Trovarti a dire ho paura di mio figlio. Allora, analizziamo un attimo la situazione, cioè come abbiamo fatto ad arrivare a tanto? Perché questo ragazzino non si è cercato in qualche modo, no? Di fermarlo prima, segnalazioni, richiesta di inserimento in strutture dove il SERG o insomma essere valutato da dei professionisti in modo tale che la situazione, ovviamente parlo non di questo caso ma parlo in generale, no? Di ragazzi che poi si trovano iniziando per scherzo, perché poi alla fine Mirella molti di loro iniziano ma fatti una canna perché sennò sei uno sfigato, quindi infatti la mamma diceva il problema è iniziato in prima superiore. Noi lo sappiamo e lo diceva molto bene il Presidente prima, ci troviamo a fronteggiare una fascia di età che è quella dell'adolescenza particolarmente difficile e in un contesto sociale dove questa difficoltà sta aumentando parecchio, anche perché poi io non vado a demonizzare i social perché non lo penso, ma i social non aiutano molto questi avvocato, ragazzi. se devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, vorrei sentire anche il Presidente Caramanna. Allora, si dice, e lei l'ha detto anche prima, bisogna che ci sia collaborazione tra famiglia e scuola. Ma se questi genitori non riescono a fare i genitori perché sono fragili, l'abbiamo sentito, non sono in grado di gestire la situazione, la scuola non può fare questo perché non è all'altezza della situazione. Cosa fa? La scuola deve fare la scuola, avvocata. La scuola deve fare la scuola. E se la famiglia non c'è e la scuola deve fare la scuola, ci dovrebbe essere qualcuno che prende questi bambini, perché sono dei bambini a 13 anni, cosa li chiamiamo? Adulti? No. A fare dei percorsi rieducativi con educazione civica appropriata fatta da professionisti. Ma questo non avviene. Abbiamo i fuori di testa che girano tranquillamente perché non abbiamo le strutture. Ha sentito cosa ha detto Caramanna? L'unica struttura è la mia, arrivano anche da Ferrara per chiedere di essere accolti. Capisce che forse i messaggi non arrivano, perché è vero, lei dice la scuola, ma non si è investito nella scuola in questo. L'istruttore di sostegno che è per tutta la scuola ancora non c'è, la lingua dei segni non esiste.
Capisce che non si è investito su quello dove dice lei che potrebbe intervenire in caso che la famiglia non sia in grado di gestirlo. E cosa fa la scuola con questo ragazzino? Cosa fa la scuola? O fa la scuola o fa i servizi sociali? Ci dovrebbero essere altre strutture che accolgono. Caramanna cosa dice? Perché è vero la scuola, ma se non investi nella scuola con i problemi che ha, come fa a prendere per mano questi ragazzini? Prego. Allora, questo è un caso limite. Secondo me la scuola come è strutturata oggi non potrebbe fare nulla. Con una scuola più strutturata forse non si sarebbe arrivato a questo. Ma nel momento in cui la situazione è questa qua, attuale, la scuola può ben poco. Secondo me questo è un caso che dovrebbe trattare il servizio, assistenti sociali, cioè sono loro che dovrebbero prendere il caso in mano e trovare il modo di risolverlo, trovando appunto una struttura adeguata che possa gestire questo ragazzo. Questo ragazzo secondo me è veramente al limite. Io non penso possa stare più in famiglia, dovrebbe essere allontanato e portato in una struttura con persone specializzate. Il problema è che queste strutture sono poche, ma in questo momento si rischia di uscire di nuovo sui giornali. È un caso veramente limite, ci dovrebbero essere degli interventi. La scuola in questo momento, per come è formata, non potrebbe gestire un caso del genere. È un caso grave. Il problema è che la scuola ci dovrebbero essere degli investimenti in modo da dare gli strumenti alla scuola per non arrivare a questo, perché il ragazzo se è arrivato a questo è perché non è stato seguito dall'inizio. Probabilmente non mi sento di giudicare i genitori perché sono sempre condizioni difficili e quando uno non sa bene tutte le informazioni diventa un po' complicato, però sicuramente con una scuola strutturata e con un servizio territoriale strutturato probabilmente non si sarebbe arrivato a questo. Quindi ci sono una serie di lacune sul nostro territorio nazionale. E hai fatto bene, mi fa molto piacere che l'ha detto anche, oltre come presidente di questa casa di Matteo, anche come genitore. Ecco, non possiamo, perché non abbiamo una scuola preparata a questo, però abbiamo il mondo del volontariato che potrebbe aiutare, fatto anche da professionisti, mettere in condizioni questo ragazzo a capire che sta sbagliando, che ci sono dei percorsi alternativi, ma non ci chiamano, non facciamo squadra, siamo tutti divisi, ecco, ognuno per la propria visibilità, e stiamo facendo il gioco di questi ragazzi che si chiudono in se stessi, non parlano, e poi questa rabbia che esplode all'improvviso, esce il coltello, esce quello che non dovrebbe uscire e poi magari ci cade il morto, e allora tutti là a piangere, cosa dobbiamo fare, e la famiglia. Ma se io non ho la famiglia, dove vado a parare? Dove vado? Avvocato Giancola, dove vado a parare se la famiglia non c'è? Chi mi prende? Mirella, guarda, adesso scusami, però tengo a precisare una cosa, perché io che entro nelle scuole e faccio una battaglia, no? Allora, alla scuola non può essere delegata anche la funzione genitoriale. Io dico che la scuola, che comunque osserva il mio figlio con occhi anche diversi e in un contesto gruppo, laddove ci siano delle criticità, deve chiamare la famiglia. La famiglia dovrebbe essere presente e assieme alla scuola in maniera complementare, ma questo lo dice anche la Cassazione, aiutare questo ragazzo. Laddove invece, e purtroppo sempre di più, ci sono delle famiglie che non sono in grado di gestire questi ragazzi perché non hanno più gli strumenti o per altri 1000 motivi, in primis deve essere supportata la famiglia, perché è la famiglia che assieme alla scuola poi deve riuscire a intervenire. Laddove la scuola invece si trova da sola perché le famiglie per altri svariati motivi non ci sono, è ovvio che questi casi devono essere tutti segnalati ai servizi sociali, al Tribunale dei minori, e questi ragazzi devono essere presi in carico. Non possiamo far finta di niente, perché se non c'è il supporto alla famiglia, la scuola è ovvio che per come è strutturata, ma non è neanche nelle sue competenze. La scuola non può provvedere a far sì che questo ragazzo esca da una situazione che in realtà, Mirella, è un pericolo. Cioè, questo ragazzo sta rischiando di morire e ha 16 anni, quindi
noi abbiamo il dovere di aiutarlo, così come abbiamo il dovere di aiutare la famiglia, perché questo non è il compito della Però, scuola. avvocato, se non ho la struttura che accolga questo ragazzo, Esatto, perché sono no, tutte volevo arrivare qua. intasate... Quello che noi dobbiamo fare sicuramente è incrementare, no? Lascia stare la formazione, va bene, progetti di formazione, dare gli strumenti, ma se noi non aumentiamo e andiamo ad aiutare le strutture esistenti, no? Quindi in che modo? Partendo anche dal discorso economico, che non è banale, e questo è quello che diceva il ragazzo il signore che ha telefonato prima, e non ha tutti i torti, ma sono strutture di cui oggi la nostra società veramente necessita. Quindi fare in modo che queste strutture possano essere aperte con facilità, perché poi non è il discorso apre una struttura, ma è tutto l'iter per aprire una struttura, e spesso anche quelle che vogliono partire si demoralizzano e non partono. E invece oggi, con quello che è il problema, perché è un problema sociale, questo è un allarme sociale, queste strutture devono essere, noi dobbiamo veramente adoperarci perché ci sia una facilità di apertura di queste strutture devono essere aiutate, devono essere monitorate, dove ci sono perché vedi, queste non sono materie che possono essere gestite da un singolo professionista. Diceva bene il Presidente, nella sua casa ci sono più professionisti che operano e così il ragazzo può essere aiutato, ma se noi non facciamo in modo che queste strutture siano aiutate, che i servizi sociali siano aiutati, è vero, c'è carenza di personale, poi, come dici bene tu, Mirella, è inutile che piangiamo davanti al morto, c'è ben poco da piangere lì, È vero anche però, avvocato, che in attesa che ci siano queste strutture e il personale c'è un mondo del volontariato che potrebbe andare da una mano. Io mi ricordo, e lo dico anche al presidente Caramanna, quel papà che mi ha chiamato, che il figlio è stato sospeso perché aveva fatto un atto a detta della scuola e anche del sindaco molto grave, però dice mi hanno sospeso il ragazzo, adesso è a casa sul divano tutto il giorno. Io non so se questo vuol dire recuperare mio figlio. Ecco, io avrei preferito che fosse tornato a scuola, magari con un percorso alternativo, non che me lo lasciino a casa sul divano. Ecco, Caramanna, ha ragione questo papà che dice deve tornare a scuola il ragazzo, non deve stare a casa. Ecco, la scuola può insegnare poi con un altro percorso. Condividi, Caramanna, quello che ha detto questo papà? Assolutamente, sì, sarebbe potuto studiare un percorso per sensibilizzare il ragazzo. Ora non so di preciso per cosa è stato sospeso, però per esempio noi come associazione abbiamo avuto una messa alla prova di 2 ragazzi che il Tribunale ha deciso di far fare volontariato presso la nostra associazione con ragazzi disabili perché avevano fatto degli atti di bullismo importanti. E quello è stato sicuramente un modo poi per sensibilizzare il ragazzo alla causa, quindi lasciare il figlio del Signore in casa così non sta risolvendo, è solo una punizione, ma la punizione poi non porta a risolvere il problema se non c'è un percorso dietro. E mi voglio anche riallacciare a quello che dicevi tu del mondo del volontariato. È vero, noi per esempio a Napoli abbiamo tanti quartieri complicati, e c'è un vuoto delle istituzioni spesso che viene colmato dalle associazioni che lavorano spesso facendo rete proprio per aiutare questi ragazzi o comunque persone fragili con una serie di progetti che si autosostengono. Il problema è che, come diceva l'avvocato, oltre diciamo alla burocrazia che rende complicato tutto, oggi se volessi aprire una nuova struttura c'è un percorso burocratico da seguire complicatissimo e anche economicamente non facile da sostenere. Se non c'è un minimo di contributo da parte poi dello Stato, visto che comunque c'è porta anche dei risultati positivi, per il privato, per l'associazione, per il volontario, mantenere tutto da solo, facendo sempre raccolta fondi tramite donazioni private, diventa veramente complicato. E a Napoli abbiamo avuto tanti risultati però grazie a questo tipo di attivismo che però non viene sostenuto dallo Stato.
Allora lasciamo, poi vi saluto, andiamo a vedere questo servizio, andiamo proprio a Trieste, questo coltello a scuola, sentiamo cosa dicono, andiamo a vedere. Controlli a tappeto di polizia e carabinieri dopo i fatti avvenuti mercoledì mattina nei bagni della scuola media Divisione Giulia in Viale 20 settembre. Uno studente di seconda media ha estratto un coltello con lama da 20 cm, intimorendo altri alunni. Un episodio che ha spaventato i ragazzi, i genitori e anche il personale scolastico. La notizia si è diffusa rapidamente tramite le chat WhatsApp di mamma e papà dopo il racconto dei figli. A seguito dell'episodio, il dirigente scolastico Giovanni Busacca ha allertato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno subito sequestrato la lama, un coltello seghettato da cucina. Ma la scuola si è subito attivata per chiedere controlli preventivi affinché il fatto non si ripeta. E ieri alla Divisione Giulia si sono presentati gli agenti della Polizia di Stato che hanno garantito le condizioni di sicurezza. L'alunno che mercoledì ha estratto la lama il giorno dopo si è ripresentato a scuola e il consiglio di classe ha adottato una sanzione disciplinare, ovvero l'allontanamento dall'aula. Il dodicenne dovrà anche svolgere servizi sociali dentro l'istituto. La scuola ha anche scelto di rimanere in contatto con le forze dell'ordine, tutti i provvedimenti questi sollecitati dagli stessi genitori degli alunni. L'episodio torna a porre un focus sull'introduzione nelle scuole di armi bianche da parte degli studenti. Diversi gli episodi anche gravi avvenuti in tutta Italia. Infatti il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara aveva proposto la possibilità di istituire controlli con metal detector e scanner agli ingressi degli istituti scolastici per garantire la sicurezza. Ed ecco qua, allontanamento dall'aula e con percorso, ma non sarebbe meglio invece fargli fare magari anche più scuola, più didattica, studiare magari di più e poi anche con percorso? Avvocato, come commenta e come ci saluta? Ma allora io dico una cosa, no? Che quello che si diceva all'inizio, purtroppo è un'età difficile dove vogliono dimostrare di essere più forti degli altri, più figli, no? Quindi bisogna anche stare attenti a come dare certe notizie, perché poi l'effetto emulazione, come vedi, è importante, no? Quindi un ragazzino di 12 anni, quindi non imputabile, e questo è un messaggio che viene dato ai minori di 14 anni che dicono beh non mi succede niente. Non è vero, perché anche se non avete 14 anni non è vero che non succede niente. Per cui che entri in una scuola, la scuola dove nessuno dovrebbe aver paura di andare nel posto dove dovresti sentirti veramente al sicuro, quindi partendo da sta base, secondo me è corretto un percorso rieducativo dove il ragazzo deve capire la gravità del gesto. E sicuramente, ecco, io non sono molto d'accordo sulle sospensioni, quello che si diceva prima, e lasciarlo a casa sul divano. Ha ragione quel papà, perché per molti ragazzi stare a casa vuol dire far vacanza, quindi non viene vissuta come una punizione, ma guarda che sfigati, mi hanno messo a casa, mi hanno fatto un favore. Quindi veramente dobbiamo fare in modo che ci sia una presa di coscienza, devono essere inseriti in quello che è un percorso rieducativo, perché è giusto che sia così, perché per i minori c'è la messa alla prova, ma anche capire, e questo lo dico veramente a voce alta, non è vero che non succede niente, perché poi quello che può succedere ti può modificare la vita, quindi questo è fondamentale. Purtroppo sulla scelta del ministro è vero, negli istituti dove ci sono maggiori critici, quindi non in tutti gli istituti, ma dove si ravvisano maggiori criticità, se questo può salvare la vita adoperiamoci, Mirella. Noi in questo momento qua dobbiamo veramente sferrare tutti gli strumenti che in qualche modo, no, possiamo avere, perché qui poi si tratta di salvare vite, sia di chi può essere vittima, ma anche di chi commette reato, perché andiamo a salvare anche lui, Mirella, è fondamentale questo. Grazie veramente, grazie all'avvocata Angelica Giancola che è stata con noi, grazie. La prossima volta parleremo di femminicidi perché non ce l'abbiamo fatta, anche là un tema veramente importante, anche là qualcuno dovrà decidersi di capire cosa sta succedendo e come fermare questi uomini. Sentiamo come ci saluta anche Marco Caramanna, presidente Casa di Matteo di Napoli. Marco, come ci saluti, cosa vuoi dire, con quale messaggio? Sì, ci tenevo a dire una cosa, sono anch'io d'accordo con l'avvocato, sicuramente per alcuni istituti è necessario forse
attivare questo servizio di metal detector, però ci vorrei sottolineare una cosa, che quello è un deterrente, sarà un deterrente che può essere utile, ma non è quella la soluzione. Le soluzioni devono essere altre. Quello può avere una funzione di deterrente, però poi penso che si debba studiare qualcosa di diverso. E come messaggio per le fragilità, cosa vuoi dire alla politica che dovrebbe investire di più, visto i numeri che hai detto, siamo l'unica struttura, vengono da tutta Italia. Prego Marco. Forse la politica potrebbe ascoltare un po' di più le associazioni che lavorano attivamente sul territorio, che conoscono veramente quali sono le esigenze, hanno più il polso della situazione, e si potrebbe istituire un tavolo di ascolto dove insieme si programma un qualcosa di veramente utile, che venga in parte minimamente sostenuto dallo Stato, visto che poi serve proprio per diciamo il cittadino, il singolo cittadino. Grazie veramente, grazie Marco, grazie per quello che fai, un abbraccio a te, ma a tutte le fragilità, a tutta la tua squadra, veramente grazie di esserci. E adesso andiamo in pubblicità. Presento altre due graditissime ospiti. Abbiamo in presenza due donne, ma due donne che si occupano di associazioni, di volontariato. Abbiamo la dottoressa Giovanna Zuccoli, grazie veramente dottoressa di essere qui, assieme a Gabriella Mauro, presidente del Banco Solidale dell'Emporio San Vincenzo di San Donà di Piave. Però io vorrei sapere e anche far sentire a voi perché è qui la dottoressa Giovanna Zuccoli e cosa rappresenta. Prego dottoressa. Buongiorno, è un piacere essere di nuovo qua con voi e ringrazio lo studio per averci nuovamente invitati. Io parlo a nome di tutta l'ADVAR che conoscete. L'ADVAR si occupa di persone, tramite le cure palliative, di persone eminentemente in fase avanzata di malattia, a casa, tecnicamente l'assistenza a domicilio, e all'hospice Casa dei Gelsi. Oltre a questo abbiamo il servizio Rimanere Insieme, che si accompagna le persone che hanno subito la perdita di un caro, che possono essere non so, una famiglia, ma anche le scuole, i gruppi, per cui è un sostegno anche emergenziale. Ci chiamano e noi siamo disponibili. E poi mi piace raccontarvi anche di un nuovo progetto che è il servizio Il Ponte. Noi siamo come ADVAR tradizionali, nel senso che portiamo avanti tutto quello che è nato nel lontano 1988 grazie alla nostra presidente Anna Mancini. Che salutiamo, che è una cara amica della Mirella, preso ciao Anna. Che salutiamo e ovviamente io parlo a nome suo e a nome di tutta l'ADVAR, come se fossimo tutti qua come una grande comunità che è rivolta al territorio, no? Perché il servizio nostro è proprio quello di servire il territorio. E proprio per questo motivo, perché sono stati espressi, perché ci sono sempre stati dei bisogni relativi alla fase iniziale, quando si ha la diagnosi, no, di un cancro, allora si vede che si perdono, no, tutte le prospettive, le priorità, e allora noi abbiamo visto questa necessità e quindi abbiamo creato questo nuovo servizio Il Ponte, che è praticamente un supporto psicologico alla persona che ha appena ricevuto una diagnosi oncologica. Più chiara di così, io penso che se l'ADVA non ci fosse dovremmo inventarlo, lo dico ma non per violinare, perché è proprio così, è stata la tenacia di questa Presidente che dopo questo lutto e questo percorso distruttivo con il marito ha capito l'esigenza di tendere una mano a queste persone. C'era il buio totale, siete stati i primi a partire, a dare veramente una mano, un sostegno a tutte quelle famiglie che non sapevano a chi rivolgersi, perché il dramma è come dice la dottoressa Zuccoli, nel momento che io ti faccio questa diagnosi, che ti dico tu cosa fai, tu perdi la testa, non sai dove andare, tanto è vero che sono nati il Nopo di Noi, l'ADVAR, il volontariato che addirittura arriva nelle case con l'ADVAR ad aiutare queste persone, e mi ricordo è stata proprio una vostra volontaria, dottoressa Zuccoli, che mi ha riferito che è una persona molto importante politica,
ha detto lei potrà pagare ed avere il miglior infermiere del mondo, però la mano del volontario che stringe quando una persona è in forte difficoltà non ha valore, è una cosa enorme. Solo questo, ecco, dovrebbe far capire quanto fa il mondo del volontariato. Cosa dici, Gabriella Mauro, questa presidente, anche lei tosta, tenace, che sta cercando di tenere in piedi una struttura non facile, in un momento difficile, particolare, con la burocrazia che ci sta attanagliando? Vedo che anche la dottoressa Zuccoli è d'accordo, non riusciamo a capire tutta questa burocrazia, se sta facendo del male o del bene. Noi siamo molto preoccupati perché veramente bisogna essere strutturati, ma strutturati bene per esistere. Prego, Presidente. Intanto grazie appunto e buongiorno a tutti. Quello che ha detto prima è proprio questo mondo del volontariato, queste persone che si occupano degli altri, di qualsiasi bisogno ci sia, per cui la famosa stretta di mano comporta guardarsi negli occhi e cominciare ad aiutarsi, perché in un momento di difficoltà, e che può capitare a tutti quanti, avere una mano amica che ti guarda negli occhi, che ti comprende e ti aiuta in modo così spontaneo, credo che sia solo bene a livello proprio di cuore. Però dobbiamo girare la pagina e vedere le difficoltà di tutte le associazioni che devono portare avanti le strutture, e in questo momento i bisogni sono sempre più alti. I bisogni sono sempre più numerosi, ma numerosi nella diversità, e di conseguenza questo mondo del volontariato veramente si sta impegnando tanto e avrebbe bisogno di più aiuto, di più considerazione e soprattutto anche di più visibilità, perché molte volte c'è questo lavoro nel sommerso, con questo lavoro diciamo così spontaneo, ma abbiamo bisogno invece ormai di voce e di aiuto. Questo credo che sia indispensabile. È indispensabile anche far capire l'importanza di questo momento molto difficile. Abbiamo un'incidenza molto alta di patologie gravi e non abbiamo le strutture ricettive, non c'è niente da fare, mancano medici, mancano infermieri. Dottoressa Zuccoli, quello che dice Gabriella, noi non dobbiamo parlare di quello che va bene, dobbiamo parlare di quello che può sostenere queste associazioni che veramente ce la stanno mettendo tutte in un momento molto difficile. Non è possibile fare volontariato e pagare, non è possibile fare volontariato, lo dico tutte le mattine, e girare col commercialista, col notaio, con l'avvocato, essere strutturati. Cosa vuol dire essere strutturati? Essere all'altezza della situazione, ma stiamo parlando di volontari. Ecco, noi stiamo parlando di percorsi molto importanti. Noi abbiamo l'Advar questa mattina che come struttura penso non debba invidiare nessuno, però penso che anche voi abbiate carenza di personale e soprattutto i giovani, dottoressa Zuccoli. Ecco, io sono convinta che forse anche nel dolore, nella sofferenza, possiamo recuperare quei ragazzi, quelle ragazze che hanno perso, ecco, il percorso, un percorso, ecco, che dovrebbe far capire loro che hanno una sola vita, non è che ne abbiano tante, non possono sprecarla. Forse mettendoli vicino alla sofferenza, come diceva Caramanna, ecco, in questo istituto dove sono arrivati questi ragazzi per la messa alla prova, forse sarebbe il caso di iniziare anche a farlo con queste associazioni che ci sono. Io ho capito che ci sono dei percorsi importanti, però io penso che nella sofferenza e anche nella bellezza, nella cultura possiamo recuperare questi ragazzi. Prego, dottoressa. Allora, colgo l'occasione per appunto parlare dei giovani. Sì, anche noi ovviamente. Ecco, per quanto riguarda i giovani, come diceva, è giusto avvicinarli, giusto che sappiano, no? Che conoscano il territorio. Pensi che prima di Natale mi sono venuti a trovare 40 40 bambini dell'asilo, perché abbiamo l'asilo vicino e ormai vengono sempre, e una classe anche delle elementari, mi ha fatto la sorpresa, no? Bellissimi, io credo moltissimo in queste visite, a proposito di quello che diceva prima, perché è un formare cultura, formare una forma mentis, no, delle persone. Questi bambini sono piccoli, ovviamente, diciamo, magari ci spostiamo da una stanza all'altra e li invitiamo ad essere magari più silenziosi del loro essere, perché c'è qualcuno qui, perché ci sono delle persone che non stanno bene, sapete quando state male magari, no? No. Ecco, e allora gli dico, questi bambini quando vanno a casa
raccontano che l'Advar, che cos'è? È un posto dove accoglie amorevolmente le persone, dove le persone che stanno male cercano di stare meglio, no? E quindi capiscono, ed è una cosa fondamentale, il famoso passo indietro che io faccio quando sento parlare dell'Advar, non lo faccio più, perché allora diventa un supporto, un aiuto di cui mi posso fidare e a cui mi posso affidare, no? E un bambino, appunto, mentre vi stavo raccontando, sapete, perché magari hanno mal di testa, non stanno bene, quindi non fate troppo rumore. È un bimbo, un neretto piccolino, mi dice 4 anni e mezzo, mi dice ma mio nonno è messo peggio. Ecco, i bambini capiscono, i grandi ancora di più, però ovviamente, no, è importante, come diceva lei, conoscere la realtà, perché allora ti rendi conto di quanto è vicina alle persone. Oppure i ragazzi, noi li aiutiamo per esempio col progetto Con il Servizio, Rimanere Insieme, che ha diversi progetti, tra cui anche appunto incontrare i giovani che hanno subito magari la perdita di un caro, e possono essere giovani adulti ma possono essere anche bambini, tante volte nelle scuole, no? Andiamo proprio con Rimanere Insieme, abbiamo la responsabile la dottoressa Paola Fornasier e tutta l'equipe che appunto va nelle scuole, viene chiamata anche in modo emergenziale, ecco, che vanno a far formazione, ad aiutare gli insegnanti, i tutor. Però, dottoressa Zuccoli, no, prima sentiamo Nadia, poi le faccio una domanda, voglio sentire anche il suo parere, anche quello di Gabriella Mauro. Vai Nadia! Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Io ho avuto mio papà a domicilio, ho avuto bisogno dell'Advar e mia mamma invece è rimasta 40 giorni a casa di Gelsi. Sono mancati 3 zii alla casa di Gelsi, sempre fratelli di mia mamma, e non ho solo elogi da fare a questa casa di Gelsi, perché ho avuto tanta umanità, tanta, da parte dagli infermieri, dai medici, da tutti. Sono stata da una parte contenta, perché i miei familiari sono stati seguiti e curati, diciamo. E dopo volevo dire che al tempo di mia mamma, che è mancata 13 anni fa, portavo i miei nipotini, che praticamente la mamma mia era la bisnonna, e avevano 1 anno e 2 anni. Quello di 16 anni, che adesso ha 16 anni, ricorda bene i giorni, perché li portavo tutti i pomeriggi, perché la direttrice, la signora Mancini, mi diceva li porti che fa piacere ai nonni. E difatti andavamo tutti i giorni e rimanevano là, ma stavano tranquilli, perché andavamo sulla stanza, c'erano i giochi, e ho avuto un'esperienza da una parte bella, che ho conosciuto gente meravigliosa. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te cara Nadia, penso che abbia fatto piacere sia la dottoressa Zuccoli, anche la Presidente Mancini se sta ascoltando, e anche il mondo del volontariato dell'ADVA, perché capite che le persone riescono a capire l'importanza dell'aiuto, essere coccolati in un momento così terribile, avere le porte aperte, entrare anche con i bambini. Ecco, cosa vuoi dire Gabriella? Ecco, porte aperte anche nel mondo della solidarietà, dei banchi solidali, però vediamo pochi giovani che arrivano. E la mia domanda è anche questa, che poi farò anche alla dottoressa Zuccoli. Non è che la scuola deve fare sempre tutto. Io penso che nel momento che loro hanno finito la scuola, la didattica, dovrebbero entrare nelle strutture nostre, nelle associazioni, toccare con mano, vedere. La scuola non può fare sempre tutto. Sono anni che andiamo a fare formazione a scuola, ma non abbiamo i numeri. Allora vuol dire che qualcosa non li intrighiamo abbastanza. Per carità, ascoltano, sono attenti, riescono anche a emozionarsi, ma poi finisce là.
poi li perdiamo. Se invece noi li portassimo all'inizio, tu fai la scuola, studi, nel pomeriggio fai un'educazione civica diversa, vieni a vedere cosa c'è nel tuo territorio. Cosa dici, Gabriella? È un'esperienza che noi viviamo al nostro Emporio Solidale, forse perché io vengo anche dal mondo della formazione professionale, dove appunto alcune volte i ragazzi si emozionano, vedono, ma quando toccano la reazione è diversa, quando toccano scoprono non solo delle situazioni che non conoscono e che neanche immaginano, ma scoprono soprattutto quello che loro possono dare. E molte volte danno tantissimo perché vengono coinvolti, portano l'informazione fuori dal contesto scolastico, ma anche dalle associazioni, per cui entra in famiglia la notizia, l'informazione, per cui io credo che noi dobbiamo non solo accogliere, ma promuovere sempre di più queste attività, perché loro sono il nostro futuro. E anche nel mondo del volontariato abbiamo bisogno di un rinnovo, e il rinnovo possono solo portarlo i nostri giovani, e anche questi ragazzi con molta, diciamo così, attività caratteriale, io uso dire questa perché la violenza è sempre poi un disagio, quando viene portata in certi ambienti tipo il mondo del volontariato c'è da fare, e il lavoro e l'attività e l'impegno ti porta a distrarti anche dai tuoi bisogni e trovi sempre, io dico, delle persone che ti possono affiancare, per cui sì, credo nell'accoglienza verso tutte le persone, in particolare i giovani, dentro le strutture del mondo del volontariato, assolutamente sì. Dottoressa Zuccoli. Sì, allora 3 cose mi piacerebbe sottolineare riferite proprio a quello che stavate dicendo prima. Allora, porte aperte assolutamente, come dicevo prima, dai piccoli ai grandi. Io nell'ultimo giornalino, tra l'altro, Advar Amici, ho proprio invitato le scuole, degli gruppi a chiamare e venire a vedere cosa vuol dire. Ad esempio la musica in salotto del giovedì pomeriggio. Il salotto è proprio quella stanza di cui parlava la signora che ha telefonato prima, no? Dove è accogliente, ci sono i giochi per i bambini e dove il giovedì pomeriggio si trasforma in un salotto musicale. E quindi proprio il mondo che entra dentro, no? Quindi la persona, come dicevamo prima, portata proprio, messa al centro di tutto quello che si svolge, perché c'è vita proprio fino all'ultimo istante. Per quanto riguarda i volontari, per esempio, ecco, abbiamo terminato proprio il mese scorso il corso, di solito ogni 2 anni c'è il corso, abbiamo circa una cinquantina, forse 60, 55 nuovi volontari, tra i quali molti giovani. Bene. Ovviamente se lavorano ci danno disponibilità magari in particolari momenti, però ecco, questo entusiasmo da parte dei giovani che ha alzato l'età, no, del volontariato per quanto riguarda l'Advar è veramente una cosa positiva, quindi va un po' controcorrente, no, a tante cose che sentiamo al telegiornale in questo momento, e quindi questo ci ha permesso di arrivare anche a circa 300 volontari. Ma l'età di questi volontari, dottoressa, nuovi, diciamo questi 50 volontari nuovi, che età hanno? Ad esempio alcuni possono avere 25 anni, 40. Eccola qua. Ecco. Ovviamente non allora, sono tanti quelli, allora, certo. Dottoressa, io invece direi che dobbiamo abbassare l'età. Cioè, è vero, ma a 25 anni sei già un uomo. Una volta avevano famiglia, avevano figli, anche tanti. Adesso purtroppo neanche a 30-35 si decidono purtroppo uscire di casa e fare famiglia. Ma il problema il mio è un altro. Noi dobbiamo iniziare, come ha detto benissimo Nadia, da molto piccoli. Non possiamo pretendere che a 15, a 18 anni diventino volontari se non fanno un percorso anche a casa, magari con i familiari, perché io vedo che se ci sono familiari volontari a volte arriva qualche ragazzino o bambino. Il problema è che non facciamo questo. È come se il bambino non riuscisse a capire, ma Nadia l'ha detto benissimo, tanto a 16 anni lui si ricorda quando entrava in questa all'Advar, e soprattutto ha detto una cosa importante: il silenzio di questi bambini, perché loro sanno che in quel momento se c'è silenzio non devono fare rumore, e quando guardano questa mamma, lo sguardo della mamma, che basta uno sguardo, loro capiscono come devono comportarsi. So, la mamma fa così,
e loro capiscono. Non è che dobbiamo iniziare a abbassare l'età, perché li stiamo perdendo, dottoressa, già ne abbiamo pochi. Se iniziamo a sentire come quella mamma che ho fatto sentire a 13 anni, ha iniziato a farsi le canne, adesso questa mamma ha paura del figlio perché è diventato violento, è andato fuori di testa. Non è che noi possiamo aspettare che diventi così per intervenire, ma se noi iniziamo già all'asilo, ecco qua come dice lei, a entrare, ma capisce che non ci siamo perché questi bambini non possono arrivare da soli e le famiglie non li portano. Siamo noi che dobbiamo andarli a prendere e a portarli, perché se aspettiamo che arrivino da soli non arriveranno mai, dottoressa. Ecco l'educazione civica che potrebbe aiutare il mondo del volontariato, aiutare loro a capire che la vita è una cosa bellissima, che hanno la fortuna di nascere sani, ma devono toccare la realtà. Loro hanno bisogno di emozioni, hanno bisogno di essere intrigati, sono stanchi di sentire le storielle, le hanno sentite per anni, voglio essere protagonisti. Ecco, io la penso così. Gabriella? Sono pienamente d'accordo. Noi abbiamo una cattiva abitudine che già entra dal ruolo familiare. Vogliamo proteggerli dalle cose brutte, ma in realtà li lasciamo spesso da soli. Tu hai detto delle fiabe, non abbiamo più tempo perché gli diamo il tablet o cose di questo genere. C'è una situazione negativa, no, non serve. In realtà io ritengo che, avendo una buona memoria, che da ragazzina ero coinvolta in tutte le problematiche della mia famiglia. Quando c'era un problema economico, la mamma tranquillamente ci diceva non si può, perché? Oggi si fanno i sacrifici per dare qualsiasi cosa, magari ai piccoli, e magari si fa fatica a pagare la bolletta. Invece sono pienamente d'accordo, di renderli consapevoli, partecipi di quello che è il quotidiano, la vita, perché altrimenti come facciamo poi ad abbandonarli alla società? Perché noi arriviamo al punto di abbandonarli a una società e loro non sono pronti. Per cui questi ragazzi che oggi vediamo anche violenti, che cercano queste compagnie dove sentirsi forti, è perché in realtà sono arrivati ai 10-12 anni protetti, dove il mondo è tutto ovattato, bello, ma la realtà poi, il bullismo, tutto quello che è negativo, il fatto di non avere un vestito firmato, una cosa di questo genere, li mette a confronto con gli altri. E chi è già strutturato può avere una buona reazione, ma chi non è strutturato, se non ho, cerco e voglio. Dottoressa Zuccoli. Sì, sono d'accordo e appunto quello che dicevo prima, proprio ne sono convinta insomma di questo coinvolgerli, invitarli e andarli a cercare, quindi mandare proprio le lettere, proprio inviti reali, telefonare, venite a vedere com'è la realtà. E un altro di questi metodi che può essere molto utile è anche educare la mente, perché l'ADVAR, vi racconto, a livello statutario ha anche un obiettivo, oltre all'assistenza, ha anche l'obiettivo di organizzare della formazione, degli eventi culturali. E proprio oggi ho il piacere di annunciarvi per sabato prossimo, noi saremo, non so se si vede, saremo, almeno vedete l'immagine, ecco, sì, così non la abbiamo riconoscete. Niente, non è arrivato l'immagine, niente, la riconoscete. Ecco la fragilità. Che cos'è? Questi sono incontri culturali, sono tre sabati. Tutti gli anni li organizziamo dall'inizio perché appunto, ripeto, è un obiettivo statutario e sono incontri ai quali invitiamo dei relatori di livello per parlare appunto, per ragionare, riflettere, per portarci a casa tante nuove cose su degli argomenti che coinvolgono tutti. A proposito, parliamo di fragilità. Allora, sabato prossimo a Casa dei Carraresi alle 4 del pomeriggio, entrata libera ovviamente, ci sarà Daniele Mencarelli, tra l'altro molti lo conosceranno perché è uno scrittore, poeta, tra l'altro invitato spesso alle trasmissioni televisive e tra l'altro ha molta esperienza. Ecco, lui arriverà da Roma proprio per coinvolgerci in queste dissertazioni. Io ho invitato, abbiamo organizzato anche appunto l'informazione in modo che anche scuole o comunque realtà, giovani
possano venire. A proposito di giovani, se guardate, abbiamo poi il secondo incontro, ci sarà Giovanni Boniolo, il terzo incontro che sarà il 21 marzo, noi invitiamo sempre, se si ricorda io vengo sempre prima degli incontri, invitiamo sempre gli studenti, e loro si sono proposti, abbiamo una collaborazione con il professore, vengono gli studenti del liceo scientifico Leonardo da Vinci proprio come relatori, insieme all'altro protagonista appunto che presenterà la propria relazione, Ivo Lizzola. E devo dire che ci stupiscono sempre in modo positivo e entusiasmante, e lì appunto è fondamentale. È un altro modo, come diceva lei, proprio di coinvolgere, invitare e anche farci insegnare qualcosa dai giovani, perché in questi casi devo dire veramente, perché poi noi abbiamo dei questionari, no? Perché andiamo a fondo, facciamo le cose abbastanza strutturate, perché cerchiamo di farle insomma di livello, ecco, perché siano proprio per i cittadini, e vediamo che il feedback, quello che ci torna dai presenti, è altissimo, cioè anche per quanto ci insegnano i giovani, per cui questo confronto è importante, è un ulteriore, no, momento che si inserisce benissimo nel discorso che lei ci proponeva prima. Allora, io questo discorso l'ho proposto perché io sarei anche stanca di vedere sempre i ragazzi che ascoltano e i cattedrati davanti. Io sono stata invitata su una scuola due anni fa, mi sembra, da un insegnante, e ha detto: Mirella, vieni a parlare, poi non riesco più a capire dove andare a parlare con questi ragazzi, la scuola è veramente con le spalle al muro. Io sono entrata e non mi sono seduta sulla cattedra, mi sono seduta in mezzo a loro, infatti ero un po' stupiti, ci siamo seduti per terra, anzi, e ho provato a capire cosa stava succedendo. Allora, intanto li ho visti fighissimi, cioè vestiti uno meglio dell'altro, poi ho visto le ragazzine con la pancia fuori a scuola, con un top corto, l'ombelico fuori, vestite di nero, delle madonne tutte preparate, e ho visto questi occhi che ti guardavano come dire: cosa ci racconterà, cosa dirà. Io invece volevo capire cosa volevano dire loro. Cioè io ho detto: io sono qua per ascoltare, non per dire. Io non ho niente da dirvi, io voglio ascoltare cosa c'è che non va. Silenzio assoluto, perché si erano emozionati, perché avevo il microfono, dovevano parlare, dovevano dire quello che pensavano, e non è stato facile. C'era qualcuno che mi guardava come dire: ma cosa vuole questa qua? Un altro che era indeciso se parlare o no. Poi si guardavano per vedere chi iniziava a dire qualcosa. E allora io mi sono visto questa difficoltà, mi sono avvicinata a una ragazza e ho detto: scusa, vorrei parlare con te proprio come ragazza. Io sono andata su un'altra scuola e c'erano tutti questi insegnanti, questi pensatori, questi psicologi che parlavano. E io: mi scusi dottoressa, una noia. Ho detto: Madonna, non finisce più, dovevo anche andare da un'altra parte. Alla fine di questa mattinata, secondo me terribile per loro, hanno dato la parola a una ragazza, la quale ha detto, mi ricordo ancora queste parole: ascoltateci. Ognuno di noi ha qualcosa da dire, dovete ascoltarci, perché ognuno ha un qualcosa che voi non immaginate che vuole dire. E lei si è rivolta ai professori: per cortesia, dovete ascoltarci. Nessuno ha applaudito, io ho applaudito, mi sono alzata, sono andata ad abbracciarla con la preside che mi ha guardato come dire: ma cosa sta facendo questa? Io l'ho abbracciata e gli ho detto grazie, ed è scesa una lacrima. Grazie a lei per questo abbraccio, mi ha detto. Io non voglio dire che sono la più brava, anzi è che oso, come dove osano le aquile, perché loro hanno bisogno di questo, loro hanno bisogno che li emozioniamo. Facciamo fatica perché si sono talmente chiusi che non parlano più, e quelli che hanno tutta sta rabbia, invece di tirarla fuori nella maniera giusta, perché non gliel'hanno insegnato, la tirano fuori coi coltelli adesso.
con le percosse. Non hanno più paura di niente perché devono far capire che loro ci sono, che sono vivi, che loro non hanno paura, che sono... Ecco, io sono forte, ma per far vedere che sono forte devo comportarmi così, se no non vengo ascoltato, non mi vedono. Dottoressa, cosa dice? Ho sbagliato io, oppure l'altro giorno, 15 giorni fa, mi sono seduto in mezzo in Maranza, mi hanno guardato come dire, questa cosa vuole droga, ha portato droga. E li ho fatti invece alzare, siamo andati a berci un caffè, qui ha preso la cioccolata. Allora non erano più Maranza, perché erano con me al bar ed erano ragazzi normali. Ecco, in quel posto erano descritti come Maranza. Come li ho fatti e mi hanno seguito, erano in 3, ma proprio fuori anche, ma tranquilli, siamo andati a bersi una cioccolata, non hanno parlato, ho detto pochissime cose, ma solo farli alzare e portarli via da quel posto con una cioccolata, perché io ho visto, li vedevi che avevano bisogno di tutto e di più. Ecco, la cioccolata in un bar con una sconosciuta che non chiede né droga, né sigarette, né soldi, ma mi offre qualcosa, anche sì, ci vado magari. Capisce che non riusciamo a capire questo? Forse, ecco, l'ascolto, Gabriella. È indispensabile, è indispensabile. Ma dobbiamo dare l'opportunità, come hai detto, no? Togliamoci dal tuo contesto, non pretendo che tu venga nel mio contesto, incontriamoci anche a metà strada. Esatto. Il famoso bar in questo caso, no? Per dare l'opportunità di ritornare quello che siamo, perché anche i ragazzi quando sono violenti, abbiamo visto delle cose mostruose in questi giorni, è sempre il gruppo, perché quando li prendi a livello individuale tu vedi che hanno tante di quelle debolezze, tante di quella sofferenza inespressa che è vero, hanno bisogno dell'adulto che diventi, io dico, un punto di riferimento, perché a 16 anni non è possibile che tu vivi sulla strada, che tu non abbia un obiettivo, perché possiamo dire sempre, noi parliamo sempre delle cose negative e di quelle positive no, perché in effetti noi abbiamo tantissimi ragazzi bravissimi che studiano, che si comportano bene, cose di questo genere, però anche uno solo salvato è sempre un lavoro che il mondo del volontariato vuole ottenere, per cui dobbiamo assolutamente cercare insieme e di coinvolgere sempre di più anche le istituzioni, di avere posti aggreganti, persone che si dedicano a loro senza chiedere loro un qualcosa, ma coinvolgerli in qualcosa che loro sentono di appartenere, perché la nostra società non è sempre accogliente, spesso è giudicante. E questo è chiaro che a quell'età lì cosa fa scattare? Delle reazioni cattive, violente, perché in quel momento ti senti forte, ma in realtà stai esprimendo la tua grande debolezza e il tuo grande dolore. A me dispiace dire queste cose perché poi mi metto dalla parte delle vittime e dico, ma è giusto che chi subisce questa violenza che loro in quel momento stanno dimostrando o facendo, com'è possibile coniugare queste cose? È impossibile secondo me. Però non possiamo giudicare. Dottoressa Zuccoli. No, io sono d'accordo su quello che stavate dicendo, assolutamente. L'oratorio, l'AIA dove si giocava tutti insieme, no? Questi discorsi sono veri, che si fanno sempre, no? Non c'è più l'aggregazione al pomeriggio, tutti impegnati a fare lo sport agonistico, però poi non si gioca insieme. È tutto un creare la società, la comunità, certo. No? Parlavamo ancora prima, no? Modi di vivere del paesino, della città, ma anche in città si può creare, no? Se si vuole, e questo è accoglienza da parte di tutti, del parroco, della scuola, diretta e indiretta, diciamo. indiretta. La fermo un secondo, dottoressa, perché abbiamo Sebastiano da Abano, poi riprendiamo naturalmente se non mi cade la linea. Ciao caro Sebastiano, come stai? Bene, lei, signora Mirella? Bene, grazie. Bene, intanto saluto a lei e ai suoi ospiti. Io volevo sapere se lei mi poteva rispondere, lei e i suoi ospiti, di che cosa ne pensa. C'è stata una notizia, mi sembra a Belluno, dove ha lasciato un ragazzino di 11 anni a piedi. Questo ragazzino, poverino, ha dovuto fare un'ora di strada a piedi, mezzo la neve. Ora io dico, perché non aveva, dice, biglietto quello da 10 euro, mi sembra, lui ne aveva 5 da 2 euro. Ora io dico, com'è possibile una notizia, un padre magari di famiglia, o anche se non è un padre di famiglia, lasciare un bambino a 11 anni
in mezzo la neve. Dico, sarebbe un reato secondo me, perché è un reato che ha lasciato un minore in difficoltà a mezzo alla strada. Ora io dico, a di più poteva fare questa notizia di dire ti accompagno fino a casa e i tuoi genitori pagano il biglietto quando arrivi a destinazione, ma non mi puoi lasciare un bambino a 11 anni, ma quale umanità abbiamo ormai? Ormai di umanità noi non abbiamo più nulla, non ci è rimasto purtroppo più nulla. A 11 anni è una vera vergogna lasciare un bambino per strada. Io questa è la mia opinione e non la cambierò naturalmente. Mi dispiace che come umanità ormai siamo quasi alla fine, purtroppo. La ringrazio, dottoressa Mirella, mi scusi per lo sfogo e buongiorno a lei. Grazie, grazie a te Sebastiano. Dottoressa Zuccari. Ma io credo che sia il discorso, a parte sì, io ho letto del bambino, poi chi si difende non si difende, io non sapevo, non avevo capito, no? Leggiamo le interviste. Mi dispiace, mi scuso. Sì, vabbè. Comunque a un livello superiore io credo che sia proprio il limite, no? Che sapere dov'è il limite, sapere dove noi dobbiamo arrivare, il biglietto non pagato piuttosto che, oppure del limite, noi anche all'Advar ne parliamo tutti i giorni, no? Nella nostra vita, ma non solo l'Advar, nella nostra vita, cioè cercare di capire cosa dobbiamo fare e poi però qual è il limite di certe scelte, che può essere positivo e negativo, però ecco, anche quando si sceglie di curarsi, si sceglie di comportarsi in un certo modo, e questo secondo me è proprio parte della società che deve crescere, come diceva lei. Assolutamente. Dottoressa, lo dico anche a Gabriella Mauro. Lei ha spiegato molto bene tutti i percorsi che state facendo, gli incontri, ma emerge la professionalità. Sì. E noi abbiamo bisogno di questo. Noi nel sociale non possiamo inventare la persona o perché è amica di, o perché ha superato l'esame, o perché ha preso il diploma o la laurea. Bisogna vedere se è portata a fare questo. L'ascolto è una cosa delicatissima, va fatto da professionisti. Non può essere perché tu hai la laurea puoi ricoprire quel ruolo. Tu devi dimostrare che hai la professionalità per fare questo. Ti sembra che nel sociale, a parte voi che io vi conosco da tanti anni, avete sempre puntato sulla professionalità? Niente è nato a caso con voi, sì, compresi gli incontri culturali. Esatto. Però poi quando vado e sento di questa bambina di 5 anni morta a Napoli, infatti si parlava prima con Calamari, con delle sevizie terribili, così hanno detto i referti medici, affidata a questi zii, già aveva avuto un percorso, e questo è almeno questo verbale del sociale che dice era una bambina felice, la vedevamo allegra, ma anche ho detto in oncologia, in pediatria, quella più pesante, vedi bambini felici che sorridono anche se hanno delle patologie gravissime, e soprattutto il non voler vedere. Ecco, passare il cerino per non vedere, per non capire, ma questa è morta, dottoressa, nel 2026. E poi la palla passa sempre al cittadino, ma il cittadino che doveva segnalare. No, questo caso doveva essere seguito da chi di dovere, come la casa nel bosco, i favorevoli, i contrari, l'opinione pubblica che sa tutto, che decide cos'è il bene per i bambini senza capire che ci sono delle persone veramente preparate per decidere se è il bene o il male. Non è che noi dobbiamo inventarci tutto e diventare noi, ecco, ci sarà anche qualcuno preparato, ma la maggioranza deve fare a chi ha studiato, a chi è preposto per fare questo, perché sennò non ne andiamo fuori. Allora eliminiamo tutto, ognuno fa, facciamo il Far West, usciamo di casa e ci facciamo le regole che vogliamo, perché per noi vanno bene quello. Dottoressa e poi Gabriella. D'accordissimo, i volontari sono, non vuol dire, volontari sono professionisti, sono i volontari, sono professionali, e colgo l'occasione appunto per raccontarvi che appunto da noi, per esempio l'Advar, i volontari, lo dicevamo prima, no? Parlavo del corso, sono formati da un corso specifico. I relatori di questo corso siamo noi
noi, nel senso, io racconto quello che faccio per l'Advar, la responsabile della sanitaria racconta come funzionano le cure palliative, e ci sono di rimanere insieme racconta come funziona l'elaborazione del lutto, quindi vengono assolutamente formati con questo corso che dura mesi tra l'altro, e poi non sono mai lasciati soli, sono accompagnati da gruppi che si incontrano quindicinalmente con la psicologa, con una coordinatrice, la nostra stessa presidente è coordinatrice di più gruppi, e quindi tra loro si confrontano continuamente, quindi è un formare continuo, e inoltre, oltre ai volontari, come diceva lei, la struttura, no? L'Advar diceva adesso abbiamo raggiunto 300 volontari che si occupano di cose diverse, ci sono quelli che fanno assistenza, ma ci sono anche gli argonauti che organizzano altre migliaia di cose, dalle bomboniere al giardino, alla raccolta fondi, ecco, al supporto per quando facciamo gli incontri culturali, ecco, di tutto. E sono tutti formati, ma poi oltre ai volontari la Advar è formata da 85 professionisti dipendenti, cioè che sono dipendenti o collaboratori, per cui sì, è importante il volontario, ma anche tutta la struttura dipendente formata da professionisti che insieme arrivano al risultato, insieme arrivano al risultato. Questo è fondamentale. L'Advar adesso non è più associazione, allora noi Advar era fondazione associazione, adesso l'associazione è stata inglobata e quindi è giustamente per il futuro, adesso è una fondazione, si chiama Fondazione Advar con le nuove leggi ETS, non c'è più ONLUS adesso, no? Sì. Ecco, e se partiranno perché sono tutti in stato confusionale, ecco, compresi i sindaci. Quindi è una fondazione, quindi ci vuole, no, la parte, come dicevamo prima, di struttura, una struttura tra l'altro che, ora se mi permette lo posso dire, è molto costosa, dicevamo prima, no? Costa tanto. Pensate che l'Advar costa l'hospice e tutte le sue attività costa ogni giorno 13.000 euro. Pensate. Noi abbiamo la convenzione con l'US2 Marca Trevigiana che ci copre il 37% dei costi. Vuol dire che di questi 13.000 euro ogni giorno ne riceviamo 5.000 appunto dalla convenzione, gli altri quanti sono? Cioè, 8.000 li dobbiamo trovare come supporto, come lasciti, come 5 per 1000, come elargizioni liberali. Per stare in piedi, essere strutturati e dare servizi. Da parte del territorio, per poter continuare a elargire questi servizi che sono gratuiti per i beneficiari. Per cui ecco, anche questo, siccome io dico sempre sono responsabile dell'ufficio stampa e ho 2 livelli di comunicazione. Il primo, e sono sempre contentissima di venire qua per poterlo dire, è le cure palliative sono gratuite per tutti e disponibili per le persone. Ovviamente abbiamo 18 posti letto all'hospice e poi ci occupiamo anche giornalmente arriviamo adesso a 80 famiglie contemporaneamente. Sentite, e quindi questi sono i numeri, no, che costano. Però insomma ecco, è un servizio grande, no? È un servizio grande che costa e che è organizzato. Per cui ecco, questo mi piace dirlo perché è questo che facciamo ogni giorno e quindi è per questo che dicevo prima, appunto a livello di comunicazione, sappiate che cosa facciamo, sappiate che avete la possibilità, nel caso ne aveste bisogno, di richiedere l'aiuto gratuito da parte dell'Advar. Il secondo livello di comunicazione è questo: aiutateci voi del territorio, aziende, singole persone, assessorati, comuni, regioni, aiutateci in più per poter permetterci di portare avanti questi servizi, sì, perché è un percorso importante. Avete visto i costi e ne abbiamo bisogno. E ne approfitto per ringraziare coloro che hanno posto la firma per i 5 per 1000, coloro che ci appunto, ci è arrivato anche ieri una notizia che dedicano a noi il proprio lascito, perché poi è ovvio che uno pensa alla propria famiglia, no? Ma certo, ci sono gli eredi legittimari, quelli non toglie niente a nessuno, magari una piccola parte del patrimonio lasciamola all'Advar o alle varie associazioni, perché poi io parlo per l'Advar perché sono dell'Advar, ma io sono assolutamente in ammirazione per tutte le associazioni che ci sono. Dottoressa Zuccoli, c'è un grande problema però che io ne ho parlato e ne parlerò anche al nuovo presidente della regione, che in regione deve fare chiarezza. Sì. Allora, intanto dobbiamo capire chi sono le associazioni del territorio, chi deve fare cosa. Ad esempio io ho avuto anche la Presidente della Croce Rossa di Treviso
alla quale anche lei era convinta, la Croce Rossa non può più fare banco alimentare, dispensare la spesa. La Croce Rossa deve fare formazione. È quello che deve fare in questo momento la Croce Rossa, perché abbiamo già i banchi alimentari, abbiamo le parrocchie, quasi tutti i comuni hanno aperto il proprio banco alimentare, che poi non so neanche là se hanno fatto bene, perché non è che una famiglia vive con 1 chilo di pasta o mezzo chilo di zucchero, perché tutti devono fare tutto. Se invece la Regione, visto che quasi tutti siamo iscritti, sanno dall'A alla Z chi siamo, certo. Ognuno deve fare la propria parte. Tu fai il banco alimentare, allora che stage ti faccio fare per fare il banco alimentare? Non serve. La sicurezza c'è già, perché è prescritto dalle norme di legge. Tu invece fai l'ascolto, ecco qua, e qua devi fare formazione. E invece siamo tutti in un caglierone. Tutti facciamo tutto, ascolto, borsa della spesa, formazione. Poi alla fine troviamo le persone morte in casa, i ragazzi per strada. Capisce, dottoressa, che non può continuare così, ma non siamo noi, c'è qualcuno che deve fare chiarezza, perché noi siamo iscritti. E se ci sono dei carrozzoni che devono essere tolti, punto, perché vuol dire che non hanno funzionato. Non è possibile che siamo più di 700 associazioni, ogni giorno ne nasce una nuova e questa chi è? Ma perché non si aggrega? Ma perché si deve sempre aprire qualcosa di nuovo che c'è già? Aggregati, fai squadra. No, se no la mia visibilità dove va a finire? Se mi aggrego non ho più la visibilità. Ma stiamo parlando di morti, stiamo parlando di fragilità, ma cosa c'entra la visibilità? Gabriella? Hai toccato un tasto terribile. Bisogna pur toccarlo prima o dopo. Dico che sono pienamente d'accordo su questo. Intanto dobbiamo rimanere fermi su alcuni principi. Noi rappresentiamo appunto il progetto della Regione Veneto, quello degli empori. Però non è solo soddisfare il bisogno primario, quello dell'alimentazione. È tutto il resto, per cui tutte quelle fasi di accompagnamento, ma il centro di ascolto dove diciamo, è una sentinella del territorio, del bisogno nascosto. Un buon ascolto non può essere fatto da un volontario che non è preparato. Noi stessi in questo momento stiamo vivendo il corso di formazione per i volontari, perché come dice la nostra psicologa, non è adatto a tutti fare ascolto. Non tutti abbiamo la stessa sensibilità, la stessa, come posso dire, comunicazione che invogli a raccontare, perché anche una persona che chiede aiuto non è facilitata se non trova una persona che l'accoglie nella modalità giusta e cerca di andargli incontro. Per cui sì, sono pienamente d'accordo nel dire che il mondo del volontariato è un mondo di persone che danno il loro tempo, la loro competenza, ma hanno bisogno di essere formati, ma anche tutelati, perché giustamente non ci si può fare di tutto, bisogna scegliere cosa si fa e quello che si è scelto bisogna portarlo avanti bene, con tutte quelle modalità necessarie per dare aiuto, ma darlo nel momento e nel contesto e nelle modalità giuste, perché altrimenti facciamo solo confusione. Ad esempio io ho avuto il presidente dei medici di famiglia, dottoressa Zuccoli, ma che è un ruolo fondamentale quando uno sta male, se ce l'ha, perché adesso dobbiamo avere anche la fortuna di avere il medico di famiglia, comunque se ce l'ha è il primo ascolto che fa del paziente, che sa il percorso. Il problema è che questi presidenti, questo presidente ha detto che loro non hanno l'elenco delle associazioni di volontariato, perciò nel momento che hanno questo paziente che deve essere aiutato da più realtà, perché può essere la borsa della spesa a casa perché non può muoversi, perché può essere la rieducazione fisica che deve fare, l'attività motoria e non ha i mezzi per andare e non ce l'hanno. Ma state scherzando? No. Pensa, ha detto Mirella, che è stato proprio dimesso un mio paziente e quando è arrivato a casa e l'ho guardato e ho detto adesso cosa faccio? I figli non c'erano, sono lontani, non sapevo a chi rivolgermi e ho chiamato il chirurgo, ho detto lo riporto in ospedale. Cosa faccio con questa persona che avete? L'intervento è andato bene, ho capito, ma adesso io come faccio a curarlo? Capisce che nel 2026 siamo ancora a questi livelli, ma come? Ma come? Il medico di base è fondamentale, parlarsi tra ULSS nel momento che viene dimesso, ecco qua, servizi sociali dell'ULSS e servizi sociali del comune, perché è là
medico di famiglia, ecco qua la squadra che si forma. Adesso l'ULSS tolgono il sociale, perfetto. Ambiti territoriali, io ho tutti i sindaci con le mani nei capelli, ho tutti i sindaci, speriamo che parta, speriamo che le cose siano chiare, ma speriamo però. Ma siamo partiti già da un pezzo con questo. Allora si cambiano continuamente i nomi, ma non si tagliano né rami secchi, né non si vuole capire chi abbiamo di fronte, cosa dobbiamo fare. Sto male, vado dall'ADVAR quando veramente non ce la faccio più. È anche gratuito, ma devo conoscerlo. Devo sapere, io ho diversamente giovani che non sanno niente, perché non sanno adoperare gli strumenti, nessuno gliel'ha insegnato. E allora cosa faccio? Sono sola, anche ieri una signora da, non mi ricordo da che paese, ha chiamato, sono completa sola, adesso chiamo Mirella, perché non ce la faccio più. Se sto male, devo uscire, cosa faccio? Capisce, dottoressa, che abbiamo tanto e non abbiamo niente. Le fragilità aumentano, i diversamente giovani aumentano, le patologie aumentano, i poveri aumentano e noi siamo qua che ce la raccontiamo e cerchiamo di fare squadra, ma con quale difficoltà? E vogliamo veramente fare squadra o vogliamo visibilità? Siamo volontariato o siamo cooperative? Calma, sono due cose diverse. Se fai cooperativa, non fai volontariato. Io non posso andare a un tavolo regionale e sentire che tutti chiedono soldi. No, e allora ho detto scusate, ho sbagliato, forse non è il tavolo che aspettavo io. Ma cos'è? Adesso tutti vogliono soldi, adesso siamo pieni di vestiti, siamo pieni di tutto, perché è vero, e dobbiamo buttare via le cose perché nessuno le vuole più. Allora, vogliamo forse capire che forse poi li troviamo in prefettura che non hanno neppure le scarpe, neppure i vestiti, ma nessuno ci chiama a dire che c'è questa realtà. E noi diciamo, ma questa roba no, ma come? Ma perché non facciamo squadra? Dobbiamo. Coordinamento. Ci Bravo, vuole un cosa coordinamento. dice, dottoressa? Poi sentiamo Gabriele, No, poi io- vi saluto. È un discorso complesso, ovviamente, che Certo. ingloba tutte le aree della nostra società, no? A livello verticale, orizzontale, trasversale. Però io sono assolutamente d'accordo e ci vorrebbe proprio questo coordinamento che è la base, no? Per poter, quando dice anche un'azienda, no? Quando facevo i corsi aziendali, la prima cosa è dove andiamo, le freccette non vanno tutte una da una parte e dall'altra, che poi invece è così, dovrebbero avere una linea, un piano, no? Avere tu che devi dirigere, devi fare da leader, no? di una certa comunità, assolutamente dovresti avere un piano, prima conoscere, perché in tutto quello che facciamo, no? Noi ci dicono ti devi prima informare, devi conoscere e sviluppare, come diceva lei, assolutamente con le priorità, ciascuno con le proprie priorità e competenze. È verissimo quello che diceva lei, però appunto ognuno fa del proprio meglio, perché è vero, ogni società, ogni associazione fa del proprio meglio, però è giusto, ci vorrebbe un coordinamento. Tu cosa fai? Il trasporto? Fai il trasporto, certo, appunto. certo. Tu distribuisci la spesa, fai la spesa. Tu fai l'ascolto, ma non è che puoi fare trasporto, spesa, ascolto, formazione. Sì. Non può continuare così, perché non siamo in grado di fare questi. Non abbiamo la struttura, è troppo complessa. Ci mettiamo anche la burocrazia, abbiamo messo la ciliegina sulla torta. E poi oltre al coordinamento, mi permetta, e non è una sviolinatura ma è la realtà, ci vogliono persone che divulghino questo, e voi siete perché veramente, qualcuno ascolti, vi però, ringrazio, certo, ma vediamo insomma, con le telefonate. No, ma i cittadini ascoltano, il problema è la politica che deve ascoltare, ma io so che lei invita le persone giuste. Sì, il problema è le persone giuste. Abbiamo Luciano da Desenzano del Garda. Ciao Luciano. Ciao Mirella, buongiorno alle ospiti e alle signore. Volevo dire così piccole cose. Io ho quasi 80 anni, avrei bisogno, non dico di una badante perché faccio tutto, ma manca specialmente la compagnia. Signore, mi dispiace dire la solita cosa, se c'era con 1.100 euro, come faccio a pagare la badante, tra parentesi, se c'era le lire, Mirella, io prendevo 2.300.000 lire, con 1 milione pagavo la badante e poi mi restava 1 milione da vivere. Io dico la verità, Mirella, ho soldi, ho una bella casa e ho soldi, ma la badante costa 20.000 euro all'anno. Chi ne prende 10, 8 all'anno di pensione, come fa? È stata una rovina, è stata.
Poi ci vorrebbe l'ultimo 2 secondi. Io ce l'ho detto alle assistenti sociali che non mi servono finora, né? Bisognerebbe che i comuni, sai, qua a Desenzano 30.000 persone, hanno una signora che ti viene 1 ora o 2 se devi lavarti, ma dovrebbe cominciare con 2 badanti con la macchina che vanno in giro delle mezze giornate, che paghi un po' il comune, un po' il signore. Devono in città, già diversi anni fa, ho visto che lo fanno, in un condominio ci sono 2, 3, 4 anziane e questi si prendono una badante, 3 o 4. Vi saluto, buongiorno a tutte. Ciao. Grazie caro Luciano, in effetti è quello che preoccupa di più, è la solitudine, non è che manca, ma il mangiare non si può dire che ci muore di fame, è impossibile, si può dire che non si hanno i vestiti, il problema è che dobbiamo coordinarci, ecco, c'è la solitudine, dobbiamo investire nella solitudine con persone preparate, coi giovani. I giovani devono aiutare queste persone anche con quei nuovi strumenti. È inutile dare la carta di credito, il telefonino di ultima generazione, non lo sanno adoperare. Non lo sanno adoperare. Io devo fare lezioni di sicurezza, ci mancavano anche le truffe, l'ultima quella del CUP, che penso è arrivata a tutti. Chissà quanti hanno schiacciato perché pensavano un esame, un qualcosa, e sanno dove colpire, colpiscono le fragilità che non sono preparate. Allora capisci che c'è tanta strada da fare, però bisogna fare squadra. Gabriella Mauro, come ci saluti? Cercando di sollecitare la collaborazione, la rete, perché tutti noi, come appunto abbiamo detto, come associazioni, cerchiamo di fare del nostro meglio, ma da soli non si fa molto, bisogna sempre collaborare, per cui la collaborazione tra le associazioni, indispensabile con gli enti pubblici, con i servizi sociali, e chiediamo proprio, lo chiedo proprio di cuore, tutti noi siamo adulti, siamo persone che nella nostra vita abbiamo sicuramente provato la malattia, che può essere un momento di difficoltà economiche. Cerchiamo di stare più uniti, cerchiamo di aiutarci l'uno con l'altro, perché la informazione, la formazione e il chiedere aiuto non è una cosa negativa, è semplicemente deve diventare una cosa normale, per cui continuiamo a divulgare al meglio quello che possiamo, diciamo, offrire, ma sappiate che possiamo fare molto molto di più se stiamo insieme. Questo è il mio messaggio. E io volevo ringraziare Gabriella Mauro per questa opportunità che mi ha dato con questo musical. Merci, sarebbe bello portarlo all'Advar, questo musical sulle parole di Papa Francesco, fatto tutto da ragazzi giovani. Non so se abbiamo qualche immagine, ma non credo, perché è stata lei con la sua caparbietà che ha capito l'importanza di ascoltare queste parole di Papa Francesco, però trasmessi in musical da giovani, ecco, loro che cantavano, che ballavano con le parole, perciò io ti devo dire grazie, ecco, di avermi dato questa opportunità. Da San Donà di Piave siamo andati a Conegliano. Grazie anche al sindaco Mario Chiesa che ci ha ospitato al Teatro di Naorsi per vedere questo musical, tutto gratuito grazie agli sponsor, che fa capire l'importanza dei giovani, quello che possono dare. Grazie veramente Gabriella. Grazie. Dottoressa Zuccoli, come ci saluta? Ecco, io vi saluto dicendo che sono d'accordo appunto con quello che abbiamo detto prima, fare rete, noi, ecco, per quanto riguarda l'Advar, noi siamo proprio in collaborazione in rete con l'azienda sanitaria. Dottoressa? E come sempre io quando vado a raccontare l'Advar fuori come pubblica relazioni e comunicazione, lo dico sempre, lascio sempre con un invito. L'invito, ribadisco, è quello appunto, tra l'altro direi che non c'è prossimo, più sabato 7 febbraio. Sul pezzo, la fragilità è sabato pomeriggio alle 4 a casa dei Carraresi e siccome abbiamo visto che magari alcune persone non riescono a raggiungerci oppure sono lontane, c'è sempre la diretta streaming, andando sul sito www.advar.it
potete ricevere il link per collegarvi direttamente, quindi sabato 7 febbraio alle 4 vi collegate alle ore direttamente, 16, che non vengono alle 4 alle del 16, mattino, no, alle ore è vero, 16. è vero che No, l'ospite è aperto 24 ore su 24, ma insomma questi sono incontri culturali, quindi grazie. Quindi dalle 16 Casa dei Carraresi, sabato questo. Grazie, pubblicità. Grazie. E ringrazio e saluto Giovanni Zappador, figlio di un esule, che racconterà la storia di questo papà che è morto da pochissimo tempo, è arrivato al centenario, per i 100 anni. Quasi un anno fa. Ringrazio e saluto anche Pierino Napoliello, volontario Banco Emporio Solidale Basso Piave, San Vincenzo, di essere qui con noi al posto di Gabriella Mauro per capire l'importanza del mondo del volontariato e degli empori sociali e solidali. Però partirei con questa bellissima immagine del professor Zappador, che insegnava inglese alle Stefanini, che continuava a rilanciare. Lui arrivava, io me lo ricordo, alle medie, che arrivava con questa bicicletta, anche con la pioggia, perciò la forza di questa persona. E vorrei che Gianni Zappador iniziasse con questa poesia che ha scritto il professor Zappador, perché sono poesie importanti, sono poesie di una persona che ha vissuto dei percorsi terribili nella vita, scappare, lasciare tutto, andare su un'altra terra. Prego Gianni, iniziamo con la poesia del papà. Vertenelio, mio amato borgo natio. Uno scenario collinare di terra rossa, di vigna e di oliveti, qualche cipresso e lontano uno specchio di mare azzurro dove il sole spegne i suoi ultimi raggi, una vista infinita sull'Adriatico, purissimo orizzonte, un campanile e case di pietra grigia, solo qualcuna intonacata, forse fredde di fuori, ma un tempo intensamente calde, vibranti d'amore, di cordialità e ospitalità. La vita gioiva e pulsava, gente allegra e festosa, non ricca, ma felice del suo stato nelle case dei padri, sacerdoti della terra. Del lavoro facevano un culto. Orti fioriti di rose, garofani e oleandri, campi dipinti di messi, biondeggianti al sole di giugno, vigneti geometrici, ricchi di grappoli dorati, vino profumato e generoso che deliziava le narici. Berlo era un rito. Dai lucidi ottoni dei musicanti, sinfonie divine salivano al cielo nelle sere d'estate per confondersi con le stelle. Dai cori passanti uscivano canti che infiammavano i cuori, dolci e struggenti memorie. Ora vedo solo tristezza nelle contrade deserte e nei campi non più lussureggianti, case vuote, imposte chiuse. Non vedo bimbi che giocano, quasi un luogo di morti. Dove c'era dignità di costumi e amor patrio, c'è adesso un'etnia straniera e cupa, di una civiltà sconosciuta che non ci appartiene. Altre furono le nostre radici. Vertenelio, mio amato borgo natio, dov'è la tua stirpe operosa, la tua gaia gioventù? In quali contrade lontano sono i tuoi figli gagliardi? Vertenelio, incorrotta immagine di un tempo felice e perduto, dolce della nostra lontana infanzia, stagione gioiosa della nostra giovinezza incompiuta. Guardo il tuo volto sfregiato per sempre, senza gli occhi vivaci, i dolci sorrisi e la gioia di vivere.
delle tue leggiadre fanciulle. Ahimè, come la storia matrigna ti ha insultato, con dolore senza fine, ora non ti riconosco più. Io ringrazio Gianni Zappador che ha portato questa poesia del papà e soprattutto fra poco, Gianni, ci sarà il 10 febbraio, questo giorno, parleremo delle foibe, ecco, che per tanti anni sono state nascoste, non si poteva parlare, e soprattutto quello che ha lasciato il tuo papà, i ricordi del tuo papà, cosa raccontava questo uomo con una sensibilità molto forte di questo percorso terribile, perché lui l'ha vissuto. Sono ricordi che non si possono dimenticare, la poesia la descrive bene, in poche parole ha descritto tutta la sofferenza, la gioia e dopo la sofferenza che ha provato. Ecco, cosa diceva il tuo papà? Quando ha iniziato a parlare di quello che è successo alla sua famiglia, a voi figli? Ma occasionalmente raccontava la fuga dal suo paese che è avvenuta a 20 anni, con il rischio di, per il rischio di essere infoibato. Quindi quando ha terminato gli studi, che aveva preso il diploma inizialmente di maestro, ha chiesto al provveditorato un posto e l'ha mandato qua in provincia di Treviso, a Meolo. Ha cominciato ecco. E là è stato anche 1 o 2 volte imprigionato perché chiaramente c'era la polizia segreta titina, l'Osna si chiamava, che si infiltrava nei bar, nelle sagre, per sentire gli umori della popolazione e chiaramente far individuare le persone pericolose che potevano contaminare il luogo, perché ormai eravamo già invasi sia dall'esercito tedesco e sia dall'esercito slavo di Tito. E voi quanti anni avevi che hai iniziato a sentire questi percorsi, queste foibe? Tu sapevi cos'erano le foibe? Le tue sorelle lo sapevano? Sì. Lui ne parlava? Sì, già alle elementari quando io frequentavo le elementari ci raccontava, ma come raccontare delle storie senza drammatizzare. Senza drammatizzare. Avete capito? Perché sapeva a chi si rivolgeva a dei bambini, a dei ragazzi. Ecco, io chiederei anche a Pierino Napoliello, ecco, questa storia, la storia di questo paese, la storia del mondo anche del volontariato che tu, Pierino, rappresenti, ecco, in maniera anche molto importante con questo Emporio della San Vincenzo. Ecco, la storia, cos'è la storia? Ecco, per Pierino Napoliello, ecco, che storia hai sentito, ecco, dalle voci di questo uomo, di questa poesia bellissima raccontate dal figlio? Mi ha fatto ricordare quello. Io sono nato in un borgo molto piccolo in provincia di Potenza e alcune cose mi hanno ricordato quello che era il mio borgo. Praticamente mi ritrovo su tante cose, perché anch'io sono andato via da ragazzo e ricordo la felicità che si provava a stare in quel borgo, anche se avevamo poco, così era tanta. Era tanta. E io ci sono sempre ritornato d'estate, anche perché c'era mia madre e cose, e le mie vacanze erano nel borgo, lo stare là con gli amici. Invece gli ultimi anni anche là è cambiato, a parte che non conosco più nessuno,
conosco mia sorella, i miei parenti, così, ma... Di paesani ce ne sono pochissimi. Ormai... Ma quello che veramente traspare anche da questa poesia era la bellezza, prima delle guerre, questa bellezza che esplodeva nei colori, nei profumi, nei campi. C'era pochissimo ma c'era tanto, c'era questa natura rispettata ancora dall'uomo, non violentata come fanno adesso. Ecco, e tu sentivi il profumo, le stagioni che cambiavano, però purtroppo poi arriva la guerra e andiamo a vedere anche cosa sono questo libro che è stato spiegato ai ragazzi, il libro delle foibe. Andiamo a Trieste. Le foibe spiegate ai ragazzi. Dice quasi tutto già nel titolo il libro di Greta Schlaunich, giornalista del Corriere della Sera, nata e cresciuta a Villesse in provincia di Gorizia. Un volume realizzato con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia che, partito da una spinta di ricostruzione personale delle proprie origini, ha spinto l'autrice a raccontare in modo il più possibile semplice e divulgativo le vicende di chi il dramma delle foibe e dell'esodo lo ha vissuto sulla propria pelle. Sono partita dalle storie, ho intervistato molte persone che mi hanno raccontato le loro storie personali e da lì le ho usate per comporre una sorta di mosaico che andasse dalle foibe del 43 fino alla fine dell'esodo del 54, ma anche intervistando anche chi aveva scelto di rimanere dall'altra parte. Tutte queste storie hanno in realtà poi un filo conduttore che è la storia con la S maiuscola. L'idea è raccontare delle storie che possono appassionare ed emozionare, però in filigrana dietro imparare i fatti storici che stanno dietro a queste vicende. Nel volume, dopo alcune spiegazioni di base sui concetti di foibe ed istria, si ritrovano le storie di Egea Hefner, la cosiddetta bambina con la valigia, la foto simbolo dell'esodo che ne ha curato la prefazione, di Erminia Dionis, cugina di Norma Cossetto, e del sopravvissuto all'infoibamento Graziano Udovisi. Una serie di testimonianze assieme a tante altre lette al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica in occasione del Giorno del Ricordo, che hanno proprio l'obiettivo di interessare e divulgare quelle storie per troppo tempo dimenticate a ragazzi e ragazze di oggi. E anche qui a Trieste in realtà questo libro è necessario, perché anche nelle nostre famiglie, anche chi aveva subito l'esodo non raccontava ai figli e ai nipoti quello che aveva subito, come anche i triestini vedevano solo questa gente che arrivava, che eventualmente li portava via anche posti di lavoro. È utile conoscere veramente la storia drammatica, ma nel contempo di persone che sono venute in Italia e si sono ricostruite una vita nel nostro paese. Allora Gianni, abbiamo sentito questo libro spiegato ai ragazzi. Ecco, la mia domanda è: ma riuscivate a capire l'importanza delle parole di questo genitore che stava spiegando un momento drammatico della storia d'Italia, di quell'epoca, oppure si vive superficialmente? Io mi ricordo quella partigiana intervistata che ha detto, e lo dico anche a Pierino Napoliello: io vado nelle scuole, spiego, ma non potranno mai capire perché non l'hanno vissuto. Non potranno capire quello che ho vissuto io, anche se cercherò di spiegarlo in tutte le maniere. Sei d'accordo? Beh certo, perché la paura non si può spiegare, si vive. La paura, il terrore, il rischio di quello che si corre quando hai dei nemici in casa che ti possono fare del male. Perciò sei d'accordo con questa donna? Ti devi nascondere, devi scappare, hai paura di perdere la vita, ma questi sono dei sentimenti che non si possono spiegare, cioè li conosce chi li prova e li ha vissuti. Pierino, cosa dici? Certamente, la paura, il vivere nascosto è qualcosa di terribile che in effetti con tutte le letture, con tutte le cose, non credo che riescano a spiegare effettivamente quello che uno prova in quei momenti. Però se questi ragazzi vengono accompagnati in questi percorsi educativi, abbiamo visto cosa vuol dire per loro essere ad Auschwitz, a Dachau,
toccare con mano, allora riusciamo a emozionarli. Vediamo che piangono, che si emozionano, perché hanno questa sensibilità, ma forse proprio toccando la realtà di quei posti, di quei luoghi, mi ricordo quella ragazza, mi sembrava di sentire le voci perfino. È così, Gianni, secondo te, tu che hai provato questi racconti, poi ve li ricordavi, cioè queste parole che vi raccontava, queste narrazioni di questo padre che aveva fatto, ecco, questa nostalgia di questo borgo, ecco, ve le ricordavate, vi sono rimasti impresso? Sì, sono rimaste impresse, però hanno assumono un'altra importanza a seconda dell'età in cui ti vengono raccontate. Cioè, in età, diciamo, giovane, da ragazzini, cioè sembrano quasi delle bravate, perché mio papà mi raccontava queste fughe, sembravano delle bravate, come, che ci facevano anche ridere, però crescendo, se pensi al dramma, alla sofferenza, alla paura della morte, anche al racconto di amici che lui li ha persi e da un giorno a quell'altro sparivano, non si trovavano più, e quelli venivano presi dei partigiani tittini. Sei mai andato a vedere le foibe? Sì. Cosa hai provato, Gianni? Allora, cerchi di immaginare, ti crei un film nella tua mente per immaginare cosa potevano aver provato, come poteva essere buttati vivi in queste... Buttati vivi, cioè mio papà mi raccontava che venivano legati col filo di ferro, braccio, uno vicino all'altro. Ma a decine, una ventina, ecco. I primi 2 o 3 gli sparavano in testa e li buttavano dentro, per cui con il peso i primi 3 tiravano dentro tutta la catena, e mi diceva che per giorni si sentivano i lamenti delle persone che non erano morte subito. Pierino, cosa vuoi aggiungere? Vedo che sei anche tu, bisogna pur parlarne, perché è facile parlare quel giorno, sapete che Mirella ne parla prima e dopo, prego. Niente, sentire sti racconti così fa veramente male. La brutalità dell'uomo, come se poteva... io capisco la guerra, ma non capisco la brutalità dell'uomo. La cattiveria, la brutalità. Cattiveria, ecco. Però ho avuto modo di parlare con un amico di famiglia che è una bravissima persona, persona brava, ma come dicono, lui aveva fatto il militare in Etiopia e aveva partecipato al massacro di villaggi. Dice, loro non si rendevano conto di quello che facevano. Cioè, dopo un attentato fatto a militari italiani, sono andati in un villaggio etiope e cose, e infilzavano i bambini, così. Eppure questa era una persona così, per cui ha fatto delle robe incredibili in guerra. E perché sei diventato, scusa Pierino ma devo correre perché il tempo è tiranno purtroppo, e perché sei diventato volontario? Cos'è dentro di te che ti ha mosso ad avvicinarti a questo mondo che impegna molto però che dà tante soddisfazioni? Sì, sicuramente. Io ho iniziato 2 anni fa, conoscevo la Gabriella per altri motivi e cose, un incontro mi ha detto Piero vieni a provare così,
e ho visto un mondo che non conoscevo e ho capito anche i bisogni di tante persone che magari prima passavi, le ignoravi e cose. E allora mi sono detto, ho tempo, ho ancora un po' di salute e cose, perché cosa fa? Poi sono da solo e quindi per me è stato anche un riprendere in mano la mia vita, perché io sono rimasto vedovo 10 anni fa. E i figli sposati, la telefonata a papà, sì, sicuramente la mattina, la sera, ma in realtà ero solo. E invece nel mondo del volontariato ho trovato amici, ho trovato gente che è brava, che sa fare, e poi la gratifica di trovare persone dentro San Donà che ti dicono buongiorno Piero, ti riconoscono. Ti riconoscono, così. E quella è la gratifica che mi spinge a restare in questo mondo di volontariato e a cercare di fare sempre di più. Il famoso sasso nell'oceano, butta la goccia nell'oceano, il sasso nell'oceano. Gianni, un'altra cosa che volevo chiederti, a distanza di tempo, questo papà, quando c'era questa giornata il 10 febbraio, la ricordava, partecipava, era un papà molto attivo, era un papà curioso, mi ricordo convegni, storie, dibattiti, lui cercava di partecipare dappertutto, la presenza era importante per lui, esserci quando si parlava qualcosa di importante che riguardava soprattutto la cultura, la storia. Prego. Sì. Beh, lui era, diciamo, socio dell'associazione Esuli Giuliani e Dalmati, per cui partecipava. Ecco. Però era un amante della cultura e della letteratura italiana, per cui una volta andato in pensione si dedicava a degli studi che faceva personalmente, e per presentare alla Dante Alighieri, di cui è stato anche presidente, faceva delle conferenze per illustrare degli argomenti di cui lui aveva approfondito. Cioè, per lui era importante raccontare la storia, che non si dimenticasse la storia, ma una storia vera, approfondita, con dei numeri, dei fatti reali, perché la verità doveva prima o poi uscire. Sì, veniva anche invitato a volte per raccontare degli episodi che aveva vissuto. C'è un episodio in particolare che ti è rimasto impresso, che lui raccontava, Gianni? Sì, una fuga e un imprigionamento da un paese dove lui insegnava nelle scuole elementari, e una sera che era in una sagra paesana si era accorto che c'erano delle persone in borghese che lo stavano osservando, e allora ha cercato di fuggire, è arrivato verso casa, però una volta che si era chiuso hanno buttato giù la porta, lui è saltato dalla finestra, però alla fine l'hanno preso e l'hanno messo in prigione per 2 o 3 giorni, senza nessuna accusa, Ecco, mia nonna, sua madre, donna molto energica, è andata là in questo carcere e ha detto: ma cosa ha fatto? Cosa ha fatto di male? Cioè, cosa ha fatto mio figlio? Cosa ha fatto mio figlio? Se ha delle colpe le spia, se non ha fatto niente scarceratelo. Adesso io non so come siano andate le cose, perché ecco, comunque l'hanno liberato, e lui ha preso ed è scappato.
La forza di questa mamma, senti Piero, sì. la forza di questa donna che dice ma come, mio figlio non ha fatto niente perché è qui, con la forza della disperazione riesce a liberare questo uomo. Pensate, questa donna, ecco quanto male in quel momento deve aver provato per dire non è possibile che mio figlio sia rinchiuso in questo carcere. Allora il giorno appunto 10 di febbraio ci sarà questa commemorazione, sentiremo tanti ricordi, ma soprattutto secondo te, Pierino, tu che hai detto io so di cosa si parla, secondo te i ragazzi hanno voglia di apprendere, hanno voglia di impegnarsi, di capire, di andare in fondo di quella che è anche la loro storia, perché se sono vivi è perché altri ragazzi sono morti per loro, senza sapere neppure il perché li mandavano in guerra, senza neanche con quei mezzi che c'erano una volta. Ecco, prego Pierino. No, credo che non abbiano coscienza di quello che è coso, perché effettivamente vivono in una società del benessere e quindi quello che si racconta oppure che guardano nei film è una roba che non gli appartiene, che non capiscono, così. Ed è augurabile che non provino mai quello che hanno provato i nostri nonni. Allora, sei d'accordo Gianni su quello che dice Liliana Segre? Quando noi non ci saremo più, forse rimarrà 2 righe solo i libri di scuola, ma forse rimarrà. Sei d'accordo? Sì, lo spero che rimanga una traccia, un qualche cosa, un ricordo, una memoria per quello che è successo. Queste poesie, ad esempio? Queste poesie sono, diciamo, descrivono una nostalgia per il paese dove uno nasce, che può essere qualsiasi paese del mondo e lo può provare qualsiasi persona al mondo, come qua abbiamo Pierino, perché ognuno nasce e ha assimilato lingua, cultura, abitudini e cibo del posto dove è cresciuto. Pierino è venuto a Treviso, però ho sentito dire quando potevo andavo al mio paese perché là c'è la radice, ci sono i miei amici, i miei conoscenti, i miei parenti, mangio quello che a Treviso non posso mangiare perché io sono nato e cresciuto mangiando quella cosa, parlando quel dialetto, quella lingua, andando all'osteria o nei bar, avendo determinate abitudini che qua non ci sono. Senti Pierino, ma è così difficile parlare il veneto? Perché rarissime volte sentiamo una persona del sud che riesce, se vive in Veneto, a parlare il veneto. Voi conservate questo accento, questa cadenza vostra, ma è così difficile il veneto perché continuate a parlare la vostra lingua, il vostro dialetto? Ma nell'ambiente di lavoro dove io lavoravo non si parlava il dialetto, si parlava l'italiano e cose. Poi mia moglie era del mio stesso paese, perciò così si continuava a parlare in casa. Si parlava in casa tante Però i tuoi volte. figli? I miei figli ho imparato a parlare, qualcuno dei miei figli parla il veneto. Non tutti? Non tutti. Anche se sono cresciuti qua? Ce n'ho 3, 2 lo parlano con gli amici e cose, delle volte li sento e vedo, con me no, però con amici e cose li sento che parlano veneto e cose. E uno invece come il padre. Niente. Niente veneto, niente veneto. Bella questa, avete sentito quante cose si riescono a scoprire. Tuo papà invece insegnava inglese, voi avete imparato l'inglese da giovani? No, a scuola. A casa non si parlava? No.
Non era che facessi italiano e inglese? Qualche parola così, magari a tavola, il pane, l'acqua, il vino. L'ABC, diciamo. Ecco, l'ABC così, sì. Però cercava di farvi capire anche l'importanza. Sì, a scuola. Dopo chiaramente la lingua la si impara sul posto. Quindi... Com'è l'Inghilterra? Tu ci vai spesso, Gianni? Beh, ci ho vissuto anche 3 anni in Inghilterra. Come vedi rispetto all'Italia, cos'è che funziona di più là? Allora, non confondiamo l'Inghilterra con Londra. Sono due cose. Un minuto non di più. Sono 2 cose completamente diverse. Là, diciamo, come funziona? Funziona tutto più semplicemente e anche con più, come si può dire, sì, con più onestà e con più velocità. Sono più seri degli italiani allora? Oddio. Ma è uno stile di vita diverso dal nostro, ecco. Là non si raccontano bugie, uno ti crede perché la bugia non è contemplata o non è una loro abitudine. E con queste parole io ringrazio Gianni Zappador per aver ricordato questo uomo che si chiamava Antonio Zappador, questo insegnante che io ho avuto la fortuna di conoscere, un uomo di una statura morale incredibile e la poesia lo dimostra, perciò grazie Gianni di averla portata, grazie a Pierino Napoliello di essere stato con noi, questo volontario dell'Emporio Solidale da San Vincenzo di San Donà di Piave. Come ci saluti? Velocissimo Pierino. Buongiorno a tutti e basta. E grazie. Grazie. Io dico grazie a te per fare il volontario e grazie anche a Gianni perché lui fa parte anche del direttivo dei Veneti Scacciati dalla Crisi ed è un volontario dei Veneti Scacciati dalla Crisi, perciò grazie anche a Gianni di questo. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella che è il vostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Treviso e stiamo incontrando Monica e la sua bambina. A Rete Veneta mi sono rivolta perché appunto noi, sia io e mio marito, siamo 2 anni che siamo disoccupati, non riusciamo a trovare lavoro, qualche lavoretto così tramite amici che ti possono aiutare, ma non è vita quella. E abbiamo perso la casa perché appunto non lavorando più eravamo in casa d'affitto, privato, e siamo venuti a abitare qua da papà. Ho girato tutto il mondo, prima cosa, dal 78 fino al 99. Sono andato in Africa. Cosa facevi? Che lavoro facevi? Montaggio di grattacieli. Perché siamo bravi noi, vero? Banche, uffici postali, tutto via di seguito. Io voglio dire che mia figlia ha bisogno di una casa. È emozionato il nonno, dai nonno! Tuo papà dove dorme? Papà dorme su quella brandina là. Quando la sera l'apriamo prende il posto là, perché non è che posso pretendere che un uomo di 67 anni possa dormire su un divano piccolo così. 1, 2, 3 e l'assegno c'è, vai. Oh, grazie. Grazie a tutti, veramente. C'è Biscio? Vedete? Dicono che i nostri assegni non bastano. Tu cosa vuoi dire? Grazie a tutti, veramente. Grazie a Rete Veneta, ai telespettatori di Rete Veneta. Almeno oggi sorridiamo un po' di più. Sindaco, io ti conosco. Trova una casa a questa famiglia. Enrico non può dormire sulla brandina. Non è possibile, sindaco. Fai qualcosa per cortesia. E questa è la bisnonna Luciana, vero? Luciana, sì. Cosa vuoi dire tu, bisnonna? È una casa più che altro. E dopo tutto il resto viene da sé, penso. Se non ci fossero i nonni, cosa farebbero sti ragazzi? Sì. Io quel che ho potuto per i miei anni, per il mio tempo, non so se Monica l'ha detto, l'ho aiutata di quel che posso. Io qua vedo una casa chiusa o mi sbaglio? Allora, qua sono 3 case chiuse, a dir la verità. Allora, qua è sempre del latte. Sempre del latte. Questa è una casa chiusa perché l'anno scorso è morta la signora. A vedere nonno Enrico che dorme su una brandina e a 2 passi vedere questa casa chiusa, io lo trovo sconvolgente, assurdo e vergognoso. Ciao Monica. Ciao, grazie ancora.